Buongiorno, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con voi. Vi ricordo subito, come ogni giorno, la conferenza stampa del presidente Luca Zaia alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Si parlerà ovviamente della possibilità di passaggio del Veneto in zona arancione. Fra l'altro questa mattina c'è stato un incontro con il ministro Speranza, dunque sentiremo che cosa accadrà nella nostra regione da lunedì, ma la cronaca anche in primo piano perché c'è stata una svolta nelle indagini per l'incendio avvenuto il 10 giugno del 2020 a Castagnole di Paese, dove morirono carbonizzate 2 donne. Un uomo è stato arrestato, ma sentiamo subito tutti i particolari da Cristian Arboit, che si trova proprio nel comando provinciale dei Carabinieri di Treviso. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela. Quell'uomo è Sergio Miglioranza, 70 anni, trevigiano pensionato, marito di una delle 2 donne rimaste carbonizzate all'interno del rogo dell'abitazione di Castagnole. Una tragedia che adesso incassa questa svolta nelle indagini abbastanza clamorosa, perché il movente che avrebbe spinto l'uomo ad appiccare le fiamme sarebbe davvero abietto, quello di voler incassare la polizza assicurativa, circa 1 milione di euro. Insomma, una situazione che è stata analizzata nel dettaglio questa mattina dai Carabinieri nel corso di una conferenza stampa. L'uomo è stato tratto in arresto sulla base di un provvedimento del GIP, di un'ordinanza che parla espressamente di un castello costruito a suon di menzogne. Tante le incongruenze che alla fine hanno incastrato il Miglioranza, che avrebbe agito senza alcuna pietà e senza alcun rimorso nei confronti delle 2 donne, la moglie di 68 anni, Franca Fava, e l'amica di lei, Fiorella Sandra, di 74 anni. Entrambe vivevano al piano terra dell'abitazione data alle fiamme, mentre l'uomo invece abitava al primo piano. 2 vite parallele, quelle dei coniugi, ma che si sono incontrate in questo destino di morte. Tra l'altro, uno degli aspetti che hanno spinto gli inquirenti verso questa pista è stata la rapidità con cui sono divampate le fiamme, alte fino a 20 metri. Da qui sono partite le indagini con i vigili del fuoco. Poi sul posto, come vi avevamo raccontato a suo tempo, erano arrivati anche i RIS di Parma. Quindi un quadro che al momento è delineato. L'uomo questa mattina, al momento dell'arresto, non è apparso sorpreso e nei giorni scorsi aveva confidato a degli amici l'intenzione di voler lasciare l'Italia. Per il momento, Daniela, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Cristian Arboit, e sentiamo ora la nostra intervista al comandante, il capitano Gabriele Favaro, comandante della compagnia dei Carabinieri di Montebelluna. Sentiamo. Comandante, una svolta nelle indagini attorno al rogo di Paese. Come siete arrivati a questa svolta? Sì, le attività investigative si sono concentrate sin dall'inizio sulle incongruenze, sulle dichiarazioni del Miglioranza, che non trovavano contrastanti tra loro e non trovavano dei riscontri con quello che noi poi abbiamo effettivamente trovato sul campo. Queste incongruenze sono poi state effettivamente acclarate grazie all'attività dei militari del Norma, con l'ausilio tecnico anche dei vigili del fuoco e dei colleghi del RIS di Parma. Ecco, quindi indagini serrate, tante incongruenze, su tutte una rilevata anche dal RIS di Parma riguardante una porta. Ce lo vuole illustrare? Assolutamente. La prima incongruenza è stata sulla via di fuga
dichiarata dall'uomo. Via di fuga che di fatto, grazie all'attività espletata dai militari del RIS, legata a questa famosa porta utilizzata sul posteriore dell'abitazione, che di fatto comunque è risultata bloccata dal mobilio da diverso tempo, da molto prima dell'incendio. Il movente, comandante? Il movente è un movente legato alla parte economica. L'uomo versava già da diverso tempo in cattive condizioni economiche. L'obiettivo è stato quello la volontà è stata quella di cercare di incassare le polizze assicurative accese sia per i danni all'abitazione sia sulle persone presenti all'interno. Parliamo di polizza assicurativa che si aggira intorno ai 950.000 euro di risarcimento. Come ha reagito il Miglioranza all'arresto? Il Miglioranza non è stato particolarmente sorpreso questa mattina quando ci ha trovato fuori dall'abitazione. In un certo senso si aspettava il nostro arrivo prima o poi. Dunque queste le parole del capitano, ma ora invece ci colleghiamo, lo vedo già nello schermo, con il senatore del PD Andrea Ferrazzi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Dunque lasciamo la cronaca, parliamo però di politica, l'annuncio delle dimissioni, senatore di Zingaretti ieri su Facebook, un terremoto all'interno del PD? Sì, del tutto inatteso, il segretario non aveva avvisato nessuno, appare proprio nessuno e quindi è stata un fulmine a ciel sereno che naturalmente poi c'è stata una ridda di richieste di ripensamento su questa decisione, anche a partire dalla prossima assemblea, ma da quello che sta emergendo sembra che insomma siano dimissioni irrevocabili. Ecco, secondo cosa accadrà ora all'interno del partito? Ma guardi, noi stiamo chiedendo a Zingaretti di ripensarci e di riportare in assemblea una discussione franca ma anche unitaria, come deve essere unitaria nel senso all'interno delle leggi democratiche, del senso comune di appartenere a un'area politica fondamentale per il nostro Paese, come stiamo dimostrando anche con l'appoggio convinto al governo Draghi e con la spinta convinta a livello europeo. Io spero che Zingaretti accolga questa richiesta da parte di tutti, perché abbandonare il partito in una fase così delicata insomma non è una cosa molto utile, secondo me. Certo che insomma le accuse un po' mosse da Zingaretti sono accuse pesanti queste. Ma mi ha sorpreso un po' le parole usate da Zingaretti. Certamente c'è un tema all'interno del Partito Democratico che appunto è democratico, a volte tra virgolette troppo democratico, se lo paragoniamo ad altri partiti in cui decide uno e tutti gli altri si adeguano. Certamente non è il Partito Democratico, e questa è anche la forza del PD. Certamente però ci vuole anche una omogeneità a volte nei passaggi e una capacità di sintesi che forse non sempre c'è stata. Dopodiché, guardi, io credo che la forza nostra sia quella della discussione, di discutere eccetera. Nessuno aveva chiesto peraltro le dimissioni di Zingaretti. E in molti invece, anche nella maggioranza zingarettiana, avevano chiesto un congresso che potesse essere il luogo di ripensamento, di rifondazione dei democratici, un momento di trasformazione radicale del nostro paese. L'aveva chiesto Zanda, l'aveva chiesto Misiani, l'aveva chiesto lo stesso Bettini, l'aveva chiesto Cooperlo e via dicendo, e l'avevano chiesto alcuni sindaci. Insomma, ragionare in questi termini è positivo, ragionare invece in termini solamente di luoghi di guerra tra bande è assolutamente negativo. Senta, cambiando anche discorso, parliamo dell'emergenza che ormai continua da oltre un anno, l'emergenza Covid. Molte regioni sono passate o passeranno in zona rossa, il Veneto potrebbe passare in zona arancione, perché ricordiamo fra l'altro che ieri l'R/T era 1,12, quindi insomma una curva che mentre prima insomma era in flessione, invece una curva che sta adesso ricominciando a salire anche in maniera abbastanza veloce. È una situazione che sta preoccupando tutti. Sì, la situazione è preoccupante perché sta crescendo il contagio, probabilmente a causa anche di alcune varianti.
E qui dobbiamo continuare sempre con la cosa fondamentale che abbiamo detto: oltre ai comportamenti individuali che devono essere molto attenti, bisogna assolutamente accelerare sulla questione delle vaccinazioni. Io sono assolutamente convinto che il governo italiano abbia fatto bene, primo governo a livello europeo, a bloccare le esportazioni di AstraZeneca in altri paesi dai siti produttivi appunto in Italia, perché le aziende devono rispondere innanzitutto ai contratti che hanno stipulato con noi. Dopodiché, quando avranno corrisposto esattamente nella quantità ai contratti che hanno stipulato con noi, naturalmente possono fare anche affari con gli altri paesi. Ma non esiste al mondo che dai come AstraZeneca il 50% di quanto stabilito all'Unione Europea all'Italia, dopodiché contemporaneamente esporti, magari perché il prezzo di vendita cresce nei confronti appunto della domanda di altri paesi. Questo è inaccettabile, quindi dobbiamo essere assolutamente duri e rigorosi in questa direzione. Ecco, le diceva la prima nazione che fa una cosa del genere in Europa? Sì, è la prima nazione che fa una cosa del genere in Europa. Il governo Draghi è stato bravissimo in questo, aveva detto che sarebbe andato avanti con determinazione in questa linea e così ha fatto, e io credo che così si debba fare. Contemporaneamente bisogna potenziare i luoghi della produzione, bisogna utilizzare i brevetti anche riconoscendoli a chi li ha inventati, ma bisogna moltiplicare i luoghi della produzione anche nei nostri paesi, cosa che si sta facendo. Non è facile perché i tempi sono lunghi, ma bisogna farlo velocemente. Dopodiché io credo che Draghi abbia fatto bene ad affidare la parte di gestione organizzativa della vaccinazione a una persona come un generale dell'esercito che è stato capo della logistica e che quindi sa decidere, sa come si organizza in maniera veloce ed efficace. Ecco, ormai insomma è questione di poco, si dovrebbe sapere insomma quali regioni passeranno in zona arancione, addirittura insomma alcune in zona rossa. A livello economico questa è veramente un altro duro colpo per i commercianti, per gli esercenti, ma un po' per tutti. È un duro colpo davvero, e bisogna rispondere adeguatamente anche con grandissima velocità. Ora si sta chiudendo il nuovo decreto, quello insomma chiamiamolo ristoro di 5 a sostegno, come verrà nominato successivamente, quello che è stato possibile attraverso la decisione del Parlamento di scostamento di bilancio di 32 miliardi. Ebbene, parecchi di questi 32 miliardi verranno messi a disposizione immediatamente per ristorare le imprese che vengono colpite, come giusto che sia. Ma dopodiché bisogna però continuare con quello che dicevo prima, bisogna lavorare sul tema della vaccinazione, perché non è pensabile continuare a cercare di tamponare la decrescita del PIL attraverso dei fondi statali. Cioè un sistema non può reggere in questo modo, quindi mentre sosteniamo e aiutiamo chi ha difficoltà, dobbiamo lavorare per uscire da questa situazione. Tra l'altro insomma lo sappiamo, purtroppo in molte regioni mancano le dosi, ce ne sono poche e come stava anche dicendo lei, quindi la situazione diciamo, è veramente complicata in questo momento. Sì, a dire il vero però bisogna anche utilizzare tutte le dosi che ci sono, perché io ho visto il report di questa mattina. E nel nostro paese mediamente una dose su 4 che è a disposizione non è stata ancora somministrata. E in Veneto ancora di più, perché abbiamo il 70% delle dosi somministrate su 100 appunto dosi a disposizione. Quindi nel momento in cui lavoriamo per avere più vaccini possibili, e io sono per andare a vedere tutti i vaccini, anche oltre insomma ai 3 che sono già stati autorizzati dall'EMA e quindi dall'AIFA, nel mentre si fa questo dobbiamo organizzare una rete capillare di distribuzione, di somministrazione di vaccini, esattamente come avviene in Israele, come è avvenuto in Gran Bretagna. Anche in Veneto su 543.000 dosi distribuite, più di 160.000 non sono ancora state somministrate. Allora bisogna lavorare anche su questo piano. Bisogna aumentare, dice secondo lei, quindi anche i punti di vaccinazione e allargare maggiormente insomma questi punti proprio per continuare. Questo dicono i dati, sa, perché guardi, io ho qua i dati proprio di questa mattina, no, all'alba. In Italia sono state consegnate 6.542.260 dosi, ma ne sono state somministrate 4.900.000, cioè il 75%. In Veneto 543.000 dosi consegnate,
381 somministrate, quindi 140.000, 160.000 non ancora somministrate. Bisogna capire il perché e bisogna subito, senza polemica alcuna, trovare la soluzione. Quindi anche aumentando i luoghi della somministrazione. Ecco, un'altra domanda, che cosa si sente di dire insomma ai cittadini e ai commercianti? Da una parte c'è la preoccupazione per l'aumento l'aumento dei contagi, dall'altra la preoccupazione ovviamente dei commercianti che si trovano nuovamente con limitazioni e restrizioni. Non parliamo poi insomma del periodo pasquale, perché insomma si capisce che visto che il DPCM va avanti oltre Pasqua, anche Pasqua sarà di nuovo blindata da questo punto di vista. Bisogna aiutarli, bisogna sostenerli, perché sono famiglie in crisi, sono imprese in crisi, spesso imprese che non sono, diciamo, che non hanno alle spalle un patrimonio che gli consente, diciamo, di sopravvivere adeguatamente dopo mesi e mesi e mesi di chiusura. Io, come lei sa, sono sempre stato molto molto cauto nelle chiusure, nelle zone rosse e via dicendo. Dopodiché, se proprio emerge che in alcune zone il tasso di crescita dei contagi è troppo elevato, bisognerà prendere delle decisioni drastiche, ma allora contemporaneamente bisogna aiutare chi è in difficoltà. Grazie davvero, grazie senatore, grazie. Grazie a lei, grazie a tutti. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro. Dunque avete sentito, intanto vi ricordo subito che fra un quarto d'ora circa ci sarà la conferenza stampa del presidente Luca Zaia dall'unità di crisi di Marghera, e appunto si cercherà di capire, visto che c'è stata una riunione questa mattina, se il Veneto dunque passerà, come sembra, insomma, in fascia arancione, quali saranno poi le restrizioni, che cosa accadrà. Abbiamo già visto che in altre regioni sono già passate, ad esempio in Lombardia il presidente insomma ha firmato per la zona rossa, dunque capiremo anche cosa accadrà poi per quanto riguarda la scuola. Commercianti, l'abbiamo detto, che sono davvero preoccupati in questo momento, ne parliamo assieme a Federico Capraro, il presidente dell'ASCM di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, dunque situazione davvero complicata, che insomma si sperava in una situazione un po' migliore, invece con l'aumento dei contagi adesso insomma questa zona mette davvero proprio in panico i commercianti, gli esercenti, di nuovo chiusure, di nuovo restrizioni. Fra l'altro, insomma, come dicevamo prima anche con il senatore Ferrazzi, una Pasqua che sarà sicuramente blindata. Sì, questa è la previsione, è una situazione ulteriormente complicata perché oggettivamente a metà settembre eravamo tutti convinti di intraprendere il percorso della ripresa, e altrettanto onestamente anche a gennaio, dopo il sacrificio delle festività, avevamo questa sensazione, che era più di una sensazione onestamente, ci si stava già riorganizzando. È da 3 settimane che i numeri ci hanno fatto capire che in realtà il quadro che ci aspetta è totalmente diverso, e le previsioni sono appunto di un colore diverso dall'attuale giallo. Ci sono stati nel frattempo 2 passaggi che non sono sufficienti, ma che ci danno un riscontro diverso rispetto a quello precedente. Uno sull'attenzione al piano vaccinale da parte del governo come l'unica strada che ci può permettere di uscire da questa situazione, e 2, un passaggio che noi chiedevamo da tempo come Confcommercio e che abbiamo ottenuto con soddisfazione, ma nella logica del buonsenso e non certo di una vittoria di categoria, cioè di passare dai ristori agli indennizi non più sulla base dei codici Ateco, ma sulla base dei cali di fatturato. E non è la stessa cosa per imprese che si trovano oggi al 13° mese consecutivo di rinvio di una determinata situazione, per alcune di queste anche di mese in mese, quindi ulteriormente estenuante, ad avere la previsione di qui ai prossimi 15 giorni, così sembrerebbe, di un indennizzo che va su percentuali di cali del fatturato che sono
assolutamente diversi ai precedenti, dicevo non ancora totalmente soddisfattivi, ma se pensiamo che le aziende più colpite, penso al turismo e alla ristorazione, avevano ricevuto ristori in una percentuale variabile dal 4 all'8%, oggi parliamo di percentuali sul calo di fatturato che vanno dal 15 al 30%, in base alle fasce, alle 4 fasce che sono state definite, che possono arrivare fino a indennizi di 150.000 euro per quelle aziende che sono quindi nella fascia di fatturato da 1 a 5 milioni di fatturato annuo. Ripeto, è un inizio, però è un inizio su una strada completamente diversa da quella che vivevamo in precedenza, anche se la situazione della gestione della pandemia rimane la stessa, perché ahimè ci troviamo con una prossima chiusura che certamente non ci aspettavamo. Ecco, lei diceva una prossima chiusura che non ci si aspettava, in realtà insomma purtroppo la curva, come abbiamo detto prima, stava scendendo, adesso invece è in risalita insieme anche all'R con T, qualcuno dice le scuole, qualcuno dice gli assembramenti, forse magari la voglia di tornare un po' alla normalità, e forse si è abbassata un po' la guardia. Ma non credo che sia questo, lo dico sebbene siano state segnalate alcune situazioni sicuramente anche all'oggetto della cronaca dei giorni scorsi, sugli assembramenti, su alcune feste di carnevale organizzate da alcuni genitori di scuole piuttosto che altro, che sicuramente non sono coerenti con quello che stiamo vivendo. Sono mancati in realtà alcuni interventi sui trasporti più che sulla scuola, alcuni interventi certo su un piano vaccinale che per varie ragioni è partito in maniera troppo lenta e sta proseguendo in maniera troppo lenta. Ecco perché l'intervento di Draghi e del governo Draghi appunto ci fa ben sperare in un'accelerazione. Quindi insomma sono mancati degli interventi di sostanza. Dopodiché sulla gestione ci sono delle difficoltà, vediamo che anche in questo prossimo fine settimana si sono ristrette alcune misure, sono aumentati alcuni controlli e, come abbiamo sempre detto, prima di tutto responsabilità, secondo assolutamente controlli puntuali e doverosi, perché ne va della salute e non solo della salute di tutti. Avevamo sentito proprio ieri insomma alcuni anche ristoratori che addirittura non hanno neanche più aperto la propria attività. Questo nuovo passaggio, possibile passaggio, perché non abbiamo ancora la certezza, comunque in fascia arancione significa nuove chiusure. Secondo lei cosa può accadere a questo punto da attività che erano anche insomma già in grande crisi, perché sono aperture veramente a singhiozzo, una volta sì, una volta no, si apre poi si chiude, insomma è davvero difficile per molti imprenditori, per i titolari proprio di ristoranti, anche di bar, ma non solo, proprio anche del commercio, riuscire a programmarsi, a continuare una propria attività. Ma ci sono tutti questi aspetti, il fatto di essere, come dicevo prima, al 13° mese e quindi una situazione ormai molto pesante, il fatto di avere queste aperture a singhiozzo e chiusure a singhiozzo che mettono in discussione il modello organizzativo, che è la vera fonte di redditività di un'attività, cioè un'attività margina in base a tutta una serie di aspetti, ma sicuramente l'organizzazione è quello che incide maggiormente sulla redditività economica, e non si può fare una buona organizzazione certamente se di qui a qualche giorno non si sa ancora se si è aperti, chiusi e in quale fascia oraria. Terzo aspetto è quello della componente psicologica sui consumatori, indipendentemente dagli ambiti, che ovviamente in una situazione come quella attuale sta
penalizzando i consumi. Pertanto cosa serve? Serve necessariamente intervenire con questi indennizzi di cui parlavo e anche con tutte quelle forme di sostegno, che vuol dire prolungare le moratorie sui mutui e soprattutto prevedere dei tempi molto molto più lunghi per il rientro dai ricorsi al debito che hanno fatto le imprese, e quindi la necessità di garantire non più in 6 anni, così come era stato inizialmente previsto dal governo, ma ormai, ahimè, in 15 anni, quelle che sono le possibilità di finanziamento per le imprese, con tutta una serie di altre misure, alcune sono oggetto anche da parte nostra di tutta una serie di considerazioni, no? sul blocco dei licenziamenti, sulla cassa integrazione, che per alcuni settori è assolutamente indispensabile e per altri settori invece dobbiamo iniziare a valutare come gestirla diversamente, perché anche il mercato deve assorbire in momenti con dinamiche diverse tutta una serie di situazioni, per cui dobbiamo discutere di questo e dobbiamo confrontarci anche prendendo in considerazione scenari che non vorremmo prendere, non vorremmo considerare, ma oggi sono d'attualità. Grazie davvero, grazie Presidente. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie, buon lavoro anche a lei. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria. Vi ricordo che fra qualche minuto ci sarà anche la conferenza stampa con il Presidente Zaia. Rieccoci nuovamente in studio, siamo ancora in diretta, ormai manca davvero poco alla conferenza stampa del Presidente Zaia. Torniamo però a parlare di cronaca, perché una donna di origini brasiliane di 35 anni è morta intossicata a causa dei fumi sprigionati da un incendio divampato nella sua abitazione a Quaderni di Villafranca in provincia di Verona. Da un primo esame dei vigili del fuoco intervenuti assieme ai carabinieri di Villafranca, le fiamme sarebbero scaturite dai fornelli della cucina e si sono estese al mobilio, provocando i fumi che hanno intossicato la donna, che è deceduta per asfissia. E un'altra notizia: ieri vi abbiamo parlato dei funerali di Stefania Bonaldo, la mamma di 39 anni morta nell'incendio di domenica sera a Porcellengo di Paese. I funerali, ce ne scusiamo con i familiari, perché i funerali non sono stati ancora fissati, perché manca il nulla osta del magistrato. Dunque io vedo alle mie spalle che la conferenza è già tutto pronto per l'arrivo del Presidente Zaia. Come vi avevo detto prima, si parlerà anche del possibile passaggio del Veneto in zona arancione. Ne abbiamo parlato anche prima con i nostri ospiti, il che vuol dire con nuove restrizioni e nuove limitazioni che sicuramente stanno creando timori fra i commercianti, non solo, ma anche fra i cittadini. I contagi, l'abbiamo detto anche ieri, che sono aumentati negli ultimi giorni. L'R-Conti che è salito a 1,12 ieri, vediamo poi oggi che cosa è accaduto. Fortunatamente ancora l'assetto sanitario tiene bene, non ci sono almeno per quanto riguarda la nostra regione un aumento significativo dei ricoveri in terapia intensiva e negli ospedali. Certo che la situazione comincia a preoccupare, tra varianti e assembramenti che bisognerebbe evitare, perché come abbiamo visto i contagi sono aumentati. Molte regioni sono passate già in zona rossa, come la Lombardia. Le scuole sono chiuse, si sentirà anche che cosa accade. Per il momento il Veneto non ha questa urgenza di chiusura delle scuole, anche se dovremo vedere poi i dati proprio di oggi che ci fornirà il Presidente Zaia, per poi capire che cosa accadrà anche per quanto riguarda la scuola nella nostra regione. E noi avevamo anche chiesto, arrivato il Presidente Zaia, quindi la linea all'unità di crisi. Assessore Lanzarin e dottoressa Russo. Magic team oggi. Approfittiamo anche per fare gli auguri di buon compleanno a due signore, Amedea Camatta di Oderzo, la signora Amedea Camatta di Oderzo che fa 100 anni oggi, e la signora Elena Maschietto, appunto Elena Maschietto di San Vendemiano, 101 anni.
quindi Oderzo e San Damiano. Auguri. Velocemente con il bollettino. Tamponi rapidi 3.316.883, molecolari 4.109.844, totale sono ad oggi 7.426.000 tamponi. Ci avviciniamo, nel giro di 2 o 3 giorni siamo a 7 milioni e mezzo di tamponi. Nelle ultime 24 ore abbiamo rilevato 1.505 positivi, che rapportati a 43.750 tamponi sono il 3,44%. 43.750 tamponi, 1.505 positivi, 3,44%. Positivi dall'inizio sono 339.742. Ad oggi sono 27.440, quindi sono calati rispetto a ieri per le negativizzazioni, esattamente sono meno 839 rispetto a ieri, quindi oggi in Veneto ci sono in questo momento 27.000 persone positive, sono quelle che sono risultate positive al test, sono di più i positivi in giro. I ricoverati totali sono 1.359. Così suddivisi, 1.206 nell'area non critica, quindi l'area medica, come viene anche comunemente descritta, più 4. Ovviamente il più 4 è il delta tra gli ingressi e le dimissioni, e 153 in terapia intensiva, meno 3. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 25. Purtroppo ci stiamo avvicinando alla fatidica cifra di 10.000 morti. Siamo ancora all'8ª regione in Italia peraltro per mortalità. I dimessi sono 16.309. Allora, velocemente, come vedete, qua non è una questione di fare i tragici o essere, diciamo, più o meno positivi, avere una visione positiva. La verità è un'altra, la verità è che dobbiamo guardare in faccia i numeri e sappiamo che in un testing di 24 ore abbiamo intercettato 1.505 positivi. Se considerate che andiamo via con una rete a maglie larghissime e ci resta dentro ancora pesce, immaginate quanto pesce è sfuggito da questa maglia, no? Perché noi non stiamo facendo i test tutti i giorni a 5 milioni di veneti, abbiamo semplicemente testato 45.000 veneti. Se il 3,44% vuol dire 5 per 3 15, vuol dire almeno 150.000 persone potenziali. Stiamo parlando sempre di calcoli, come si può dire, fatti proprio macro, super macro, insomma possono essere potenzialmente positive in incremento. Questo significa che se tu hai la sfortuna di condividere una telefonata in una cabina telefonica con una di queste 100.000 persone, probabilmente ne esci con la telefonata fatta e positivo. Quindi inutile che si continui a chiedere ma noi cosa possiamo fare? Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento. E non mi si venga a dire che alcuni assembramenti sono utili per vivere. Lo dico dalla programmazione, penso all'appello che faccio ad esempio agli anziani, a chi è in pensione, la programmazione della spesa. Ma non dovremmo mica fare un'ordinanza per dire che sarebbe meglio, auspicabile, che chi non ha impegni lavorativi vada a fare la spesa in orari nei quali si lavora. È inutile che ci ritroviamo tutti in fila alle casse. Lo dico rispetto alla nostra salute e a quella degli altri. Pensate a quelle povere cassiere che sono lì tutto il giorno, o agli operatori, o a chi in coda. E poi bisogna usare la mascherina. La mascherina non è un option, la si usa, spesso la si usa male,
Il naso fuori dalla mascherina è come non avere la mascherina. Siamo davanti a una variante, una mutazione del virus, speriamo sia l'ultimo passaggio, dopo è finita lì, che è, si dice dalla letteratura scientifica, dal 43 al 100% più contagioso. Se è più contagioso dal 43 al 100% vuol dire che ho il 43% o più il 100% di più di possibilità di prendermi il virus. E qualcuno ha detto: ma qual è l'esempio che rende l'idea? Beh, se sono nel giardino e bagno, come si può dire, e dovessi annaffiare, dare, che so, se una persona fosse, diciamo, oggetto di annaffiatura per gioco, cioè se fosse una spruzzata veloce forse non si bagna neanche, ma se uno ti mette la canna sopra la testa finisce che ti inzuppi, no? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il virus, il contatto con il virus probabilmente noi ce l'abbiamo tutti quotidianamente, ma la mascherina ci salva, la distanza ci salva, e quindi evitiamo di mettersi sotto all'effetto doccia. E io non so più come spiegarla sta roba, cioè non è un problema delle istituzioni del virus, è un problema della comunità, di tutti noi. Guardate, stamattina parlando con il presidente Bonaccini mi diceva che da loro in una settimana hanno avuto 600 persone caricate in ospedale, prese in carico, in una settimana, da 0 a 600. E così vale per tutte le altre regioni, penso alla Lombardia, che ha fatto, ho sentito anche il presidente Fontana stamattina, che ha fatto i provvedimenti giustamente ha fatto questi provvedimenti per le zone rosse, così ho sentito il presidente Fedriga e molti altri ancora, ho sentito il ministro, ecco, annuncio quello che poi stasera ci sarà, ha detto va, puoi dirlo, sì, siamo zona arancione. E il dato che ci spara in zona arancione in così poco tempo dà una dimensione di quanto corra velocemente l'infezione. Guardate che noi eravamo abituati che l'R+T, ve lo ricordate l'R+T che faticava arrivare a farci passare di zona? Avete visto qui quanto ci ha messo, una settimana? E la proiezione di quello che potrebbe essere l'R+T la prossima settimana è assolutamente preoccupante. Dopo la dottoressa Russo vi parlerà di questo, vi parlerà anche della proiezione di un lavoro che è stato fatto dal nostro Dipartimento Prevenzione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Io non vengo a fare il tragico, non vengo neanche a dirvi che domani ci sarà il sole, ho l'obbligo di leggere il bollettino meteo, giusto? Sono previsioni, nessuno ha la sfera della verità. Probabile che da noi questa infezione passi, ma si tenga bassa. La nostra preoccupazione qual è? Che non passi in un territorio che ha gli ospedali vuoti. Abbiamo 1300 pazienti Covid, quindi partiamo da una base che è impegnativa, vale 2 ospedali di provincia già la nostra base. Capite che se dovessimo avere un'infezione importante e il punto di partenza fossero 1300 pazienti, capite che andiamo fuori scala? Perché noi abbiamo visto che un'infezione importante che abbiamo avuto ci ha portato 3.400 pazienti già e ci ha mandato sotto pressione. Se ai 3 e 4 ci aggiungiamo i 1.300 che già abbiamo, capite che non riusciamo, cioè dovremmo dedicare i nostri ospedali solo a pazienti Covid. E cosa andiamo a dire agli oncologici, a tutti quelli che hanno bisogno di terapie, alle urgenze, alla chirurgia d'elezione, insomma a tutto quello che sono gli 8.000 pazienti che tutti i giorni entrano in ospedale e hanno il diritto di essere curati e non sono pazienti Covid. Per questo io faccio appello ai cittadini, ringrazio i sindaci del Veneto che dimostrano ancora una volta di essere persone per bene, attente alla salute dei cittadini. Ogni ordinanza è ben accetta. Qui non è, guardate, che qualcuno si diverte a fare il prevaricatore, finiamola questa storia. C'è finita la ricreazione, non c'è più tempo per stare qui a discutere. Guardate, la preoccupazione che noi abbiamo, io, l'assessore Lanzarin, tutto lo staff, il dottor Flor, la dottoressa Russo, insomma tutti, è che questo virus, che poi non lo si dica che io non l'avevo detto, guarda i giovani, perché è inutile piangere davanti a tragedie, è meglio prevenire prima. Sono stato attaccato, siamo stati attaccati perché parliamo sempre di scuole.
Avete visto che sta accadendo quello che abbiamo sempre detto? Le scuole comunque inevitabilmente vengono chiuse. Eravamo gli zotici che non volevano aprire la scuola, ma secondo voi può essere che qualcuno non voglia aprire una scuola? Sarebbe da galera uno che non vuole aprire una scuola, ma davanti a un fatto sanitario che oggi è doppiamente grave, perché il virus, guardate, qualcuno potrà anche pensare che sia una visione un po' romantica, ma il virus è un essere vivente. Io penso che le mutazioni, come le si studia, sono dei sistemi di adattamento, e il virus comincerà a vedere che quella target di età è un target ormai poco penetrabile, perché sono tutti vaccinati, purtroppo molti hanno perso la vita, e guarda caso si sta abbassando lentamente sempre di più l'età media del suo ospite ideale. Dobbiamo arrivare ai bambini in ospedale per renderci conto che dobbiamo mettersi d'impegno? No. Quindi se la domanda che qualcuno si fa ascoltandomi, davanti alla necessità di chiudere, voi chiudete? Sì. Perché prima viene la salute dei ragazzi. Oggi non abbiamo provvedimenti al chiudere, sto parlando ovviamente di scuole, sto parlando della necessità di mettere in sicurezza i ragazzi. Oggi non abbiamo provvedimenti in animo, come vi abbiamo detto in questi giorni, abbiamo un DPCM che ci vincola ai 250 casi su 100.000 abitanti, però è altrettanto vero che il DPCM lascia una finestra interpretativa ai servizi di dipartimento di prevenzione, che è quella che noi abbiamo voluto adottare con buon senso, non con l'ottica della mannaia, e cercando di trovare delle aree omogenee. Ancora non abbiamo deciso se l'area è provinciale o è distrettuale. Noi abbiamo 26 distretti, se non sbaglio, in Veneto, sanitari, ma comunque di capire. Abbiamo capito ad esempio che l'idea iniziale che avevamo di calare il parametro sul comune è fuorviante, no? Perché bastano 3 contagiati in un comune, se il comune è piccolo ti fa passare, e quindi la dimensione comunale non ci sta, a meno che non fossero grosse città. C'è la dimensione distrettuale, c'è quella provinciale, l'RCT purtroppo cresce e di conseguenza cresceranno anche i positivi su 100.000 abitanti. Poi mi piacerebbe appunto che la dottoressa Russo vi dia anche questo dato dell'RCT proiettato, e questo vi fa capire la velocità, no? E guardate, c'è un tema che io vorrei sottolineare, che l'RCT tradotto in maniera, mi perdonerà la dottoressa, è non sostanzialmente la capacità di un individuo la quantità di, diciamo, valutare che capacità ha un individuo positivo di infettarne di altri. Sapete che se dovesse arrivare una forte pressione, diciamo, di contagio e ti ritrova già con un RCT alto, vuol dire che è come se noi avessimo un campo di pallavolo, no? Vi faccio sempre questi esempi stupidi ma rendono l'idea. Avessimo un campo di pallavolo e ci fossero 3 persone a palleggiare su una metà campo e 3 dall'altra parte. Il palleggio è molto lento perché sono 3 persone, facciamo 2 persone, una per campo, una per parte, ne metto 2, il palleggio diventa più veloce, ne metto 3 ancora più veloce, ne metto 5, 10, questo è l'RCT. Più palleggiatori abbiamo, più velocemente gira la palla, e la palla è il virus. Capite perché siamo preoccupati? Perché stanno aumentando di tanto i fattori in campo. Allora, io dico che bisogna uscire di casa, dico che bisogna continuare a vivere, ma con un minimo di attenzione. Con un minimo di attenzione. Se devi andare a Asiago, a Jesolo, a Caorle, a Cortina, a Pecola, Zoldo, piuttosto che da altre parti, o al lago di Garda, ci vai, ma evita di andare in quei 300 metri di struscio del centro dove sei gomito a gomito per passeggiare. Vai a farti una passeggiata in mezzo ai prati in altopiano piuttosto che nel lungomare, nelle zone non trafficate. Cerchiamo di diluire la nostra presenza nei territori. Nessuno deve dire di stare a casa, perché comunque è normale e umano che noi siamo, fra virgolette, animali che hanno bisogno dell'aria, del sole, della natura, ma ci mancherebbe, anche questo è curativo. Io sono convinto anche per il Covid, però bisogna farlo con attenzione. Leggo di notizie di persone che vengono aggredite perché chiedono di utilizzare la mascherina. Ma stiamo scherzando? La mascherina è un obbligo, va portata, è un fatto di rispetto e di civiltà.
Io la vedo così, guardate, il Ministro stamattina ha dato anche un'altra bella notizia, anzi ha dato una bella notizia, non un'altra, perché una proprio non è tanto bella. No, ha dato una bella notizia. Voi sapete quanto noi abbiamo predicato, invocato la possibilità che si valuti, come del resto da indirizzo ai CDC, la vaccinazione per AstraZeneca, no ai CDC, come sta accadendo in altri paesi, ad esempio la Germania o la Francia, la vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca. Quindi il Ministro ha attivato anche questa misura. Se questo accadrà avremo una possibilità ancora in più di vaccinare un target d'età che oggi è escluso, perché noi dei 65 in su dobbiamo vaccinare con Moderna o AstraZeneca o Pfizer. Capite che, essendo peraltro due vaccini che non è che ce n'è proprio da buttare via, se ci arriva AstraZeneca, che è molto più, diciamo, importante come invio, riusciamo ancora di più ad aggredire questo target. Questa è una bella notizia. Un'altra richiesta che faccio al dottor Flor, fra l'altro ho detto che scriverà a tutti i direttori generali: sentite, alla fine, come in tutte le robe, bisogna parlare con quello che è nel cantiere, no? E c'è qualche d'uno di quelli che fanno le iniezioni del Pfizer, del vaccino, che mi ha dimostrato che, essendo un po' attenti al prelievo, si riescono a fare 7 dosi. Quindi siamo partiti da 5, siamo arrivati alla 6ª, che ormai in teoria la fanno tutti, anche se qualcuno vorrebbe fare raffinato, perché c'è sempre la zecca Garbugli che dice: ma c'è scritto, cioè sentite, dentro lì il vaccino è tutto uguale, dentro una boccetta, e se se ne possono fare 7, in Veneto se ne fanno 7. Penso che non sia un reato, il che non vuol dire che 7 le fai con tutti gli avanzi delle boccette, Nella boccetta, cioè nel flaconcino, se c'è la 7ª dose all'interno del flaconcino, e capita, si aspira con la siringa di precisione e si fa la 7ª vaccinazione. Adesso faranno casino perché abbiamo detto queste robe, non ce ne frega niente. I vaccini sono nostri, sono brevettati, validati. Sia chiaro che non sto parlando di mescolamento di residui di flaconi diversi, sto parlando dello stesso flacone. Siccome degli operatori intelligentemente mi hanno dimostrato che operando con attenzione si riescono a fare 7 dosi abbondanti, ringraziamo chi li ha messe dentro nel flaconcino, vedremo se poi caleranno, e noi è giusto che le facciamo. Se avete domande... Allora cominciamo. Ha alzato la mano per prima la collega Pederiva del Gazzettino. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Allora, a beneficio dei cittadini, da lunedì scatta la fascia arancione? Sì. Ok. Per le scuole che cosa succede? Vi stanno già arrivando messaggi di mamme? Nulla per ora, nel senso che le scuole nella zona arancione restano aperte a meno che non ci siano parametri epidemiologici che impongono la chiusura, e li valuteremo fino in fondo. Che deadline, che scadenza vi siete fissati? Tra lunedì e martedì noi diamo già come si può dire, un primo punto nave, perché la dottoressa Russo con l'assessore stanno lavorando alacremente, come si direbbe, già da 48 ore. E considerate che noi la responsabilità e lo scrupolo e anche profilo etico e morale davanti al tema delle scuole, che vuol dire bimbi, ragazzi, ce lo poniamo H24. Cioè non è che ci siano cittadini di serie A o di serie B, però ragazzi stiamo parlando dei nostri ragazzi, e siccome di questa variante non sappiamo nulla, se serve chiudere una scuola si chiude, e se serve chiudere le scuole si chiudono. In questo momento non ve lo so dire, perché ci vuole una base scientifica, l'elaborazione la sta facendo la dottoressa Russo con i suoi, però noi, guardate, posso aver avuto qualche esitazione in questo anno su alcune misure più o meno, ma su sta roba qua non si discute. Okay. A proposito di esitazione o no, l'ordinanza, quella che va a scadenza penso oggi, quella regionale che prescriveva la consumazione da seduti dalle 15. Tutto, guarda, ci ha avvisato che scade, è tutto confermato. Nel senso che viene prorogata? Ma sì, cioè, anche perché deve firmarla, Presidente? D'ufficio. Okay. Ma i bar sono chiusi, ecco perché non mi hanno avvisato. Ho citato quella misura, ma ce n'erano anche altre all'interno, insomma. Quindi confermato. Viene comunque confermato.
Ma probabilmente l'avvocato Bottone stamattina non abbiamo parlato perché sapeva della zona arancione, quindi il tema è... però ad adiuvandum, perché comunque c'è sempre, ricordo che il DPCM, lo ricordo a tutti, il DPCM vieta anche la consumazione in loco, quindi in zona arancione cosa cambia sostanzialmente? Chiusura del confine comunale, salvo che per comprovate necessità si può uscire dal confine comunale, per andare a fare la spesa a un negozio alimentare se non c'è nel tuo comune, per andare in farmacia se non c'è nel tuo comune, per andare fuori per lavorare, per studiare, per motivi di salute, cioè la zona arancione che conosciamo, bar e ristoranti chiusi, a sporto possibile fino alle ore 22, dalle 5 del mattino alle ore 22, resta sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. L'ultima è l'app Zero Covid Veneto, che non è più stata attivata alla fine. Dopo ve ne parla la dottoressa Russo. Volevo capire se c'è anche ancora per il problema di garante della privacy o altro. Ecco, bene, cioè, io ieri mi sono dimenticato di dirlo, giustamente la dottoressa mi ha detto guardi che noi abbiamo avuto il problema del garante della privacy su questa roba, oltre al tema che con 70.000 tamponi al giorno non puoi dire alla gente scaricati, tanto è vero che l'idea era quella di partire con un territorio diciamo da testare, a 70.000 tamponi al giorno il contact tracing vuol dire che 70.000 persone mandano, con una nuova app mandano un messaggio, immaginate che crash avremmo fatto. Però c'è il problema della privacy, dopo se lo segna la dottoressa, ne avevamo parlato in riunione stamattina. La dottoressa Russo ci potrà aggiornare anche sui numeri delle scuole, chiudendo il ragionamento, nel senso che ieri sono stati forniti su base regionale, magari se si poteva avere un aggiornamento oggi anche più calato sulle realtà provinciali, i numeri dei focolai, dei contagi nelle scuole, non lo so. Adesso vi dico quello che è. Ok, grazie. Vabbè, finiamo per il Presidente. Però considerate che sulle scuole noi ancora non siamo in grado di esprimerci su chi dovrebbe essere chiuso oppure no, si può fare un ragionamento macro, cioè l'Alta Padovana abbiamo capito tutti che è una zona nevralgica. Prego. Martina Zambon per il Presidente Zaia. Sì, la collega ha già anticipato un paio di domande, quindi vado veloce. Effettivamente avere almeno un'idea delle aree, se è l'Alta Padovana, ma se c'è anche il Comelico, non so, dico a caso quali altre. Guarda, sono un po' più... un po' la dottoressa può farvi degli accenni, però io voglio che... siccome noi ci troviamo tutti i giorni e quindi è bene essere chiari tutti i giorni, che non si trasformino gli accenni sicuramente in comunicazione, ed è corretto, ma che il giorno dopo non si dica non doveva chiudere queste aree. Noi vi diamo una roba macro, è un pezzo di marmo come dico sempre io, ma non ditemi che c'era la Pietà sotto, in questa fase diciamo sì c'è marmo, adesso cerchiamo di capire se ne viene fuori la Pietà. Ok, una precisazione, il Ministro Speranza le ha detto che è sicuramente in atto il tema dell'over 65 AstraZeneca, quindi non è più una valutazione. È in lavorazione seria. Quindi non è ancora ufficiale, ma quasi. Penso che la chiuderà e lo comunicherà, insomma, cioè, sentite se lo fanno gli altri perché non dobbiamo farlo noi. Ok, l'ultima domanda invece... Adesso sarà poco scientifica come considerazione, però... L'ultima invece sulla prima bozza del decreto legge sostegno di cui si sta discutendo in questi giorni, lei si è fatto un'idea se può essere sufficiente rispetto ai contatti e alla sensazione che ha con le categorie economiche? Io so che la situazione è assolutamente pesante anche per il Veneto, abbiamo perso 65.000 posti di lavoro, abbiamo ancora adesso una nuova zona arancione che metterà ancora più in difficoltà, dettata dal DPCM, vorrei ricordare, no? Perché poi c'è sempre qualcuno disattento che pensa che ci inventiamo le zone. Ecco, il DPCM prevede dei parametri, tanto è vero che tutta Italia di fatto è arancione e qualcuno, più di qualcuno anche rosso. E noi siamo peraltro, vorrei ricordarlo, questo ve lo ricordo alla nausea, siamo in questo momento la comunità tra quelle prese meglio in Italia, e vorrei ricordare, l'ho detto anche ai colleghi, l'ho detto anche al Ministro, io come si può dire, la comunicazione che leggo oggi, molto più diluita su più regioni, è la stessa comunicazione che era tutta concentrata su di noi a dicembre, cioè l'ho già vissute quelle storie, no? Vedi un po' di brezza sul pelo dell'acqua e dici vabbè, e dopo poche ore vedi le onde alte. Questo è il contagio che noi abbiamo avuto a novembre-dicembre. Allora, alla luce di tutto questo,
Dove eravamo rimasti? Il decreto sostegno. Sì, il decreto sostegno, io dico abbiamo perso 65.000 posti di lavoro. Abbiamo il tema, giustamente, ecco, avevo divagato per il tema del bar e ristoranti, ma non solo, perché la chiusura delle zone dei confini comunali va a colpire anche molte attività che vivono di immigrazione, di immigrazione di clienti che vengono da fuori comune. E io penso che sia fondamentale riconoscere il danno sul fatturato a queste aziende, tanto che non si chiami più ristori a me fa piacere, perché sostegno è un'altra roba, e spero che si porti avanti, si porti, che se serve anche un altro scostamento, ma le imprese vanno aiutate. Cioè, parliamo tanto di far ripartire l'economia, ma non è che possiamo far partire l'economia senza le imprese, perché nel frattempo sono morte tutte. Quindi questo non è solo un investimento per salvare il bilancio di una famiglia o di un'impresa, ma un investimento per poter avere un'economia domani, quindi è un doppio investimento. Per questo non è solo un ristoro, no? Non ristoro te perché hai fame e sete, ma ti do da mangiare perché comunque rappresenti un mio progetto strategico, che è quello di ripartire, di essere in forma fisica perfetta quando si ripartirà, se ci fanno vaccinare, se no dura. Ecco, ci hanno confermato oggi nella riunione che è durata dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, è stato confermato che l'arrivo dei vaccini a marzo sarà importante, quindi almeno pari di quello che abbiamo avuto a gennaio-febbraio, quindi dobbiamo attrezzarci sempre di più per campagne vaccinali importanti. Anche qui bisognerà capire, senza offendere nessuno, però voglio anche ricordare che qui non è che dobbiamo avere un approccio feticista, no? La siringa è mia, la uso solo io. Cioè, vi ricordo che in Israele si vaccina dappertutto, dal grande magazzino al pub, dappertutto. Cioè, in Italia, se gli vai a dire che fai i vaccini dentro al pub e offri lo spritz, ti mettono in galera. Ecco, nello Stato di Israele addirittura ci sono tutte le promozioni per i ragazzi per intercettare il più pubblico possibile da vaccinare, e questa è un'altra roba. E io direi, ci aggiungerei, scusatemi, direi anche più operatori, perché questa è la vera sfida. Lo dico in generale perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Guardate che sono tanti milioni di veneti da vaccinare, 2 volte. Per carità, arriverà Johnson & Johnson che hanno una sola somministrazione, però insomma è impegnativo. Quindi sul decreto sostegno non basta, ma aiuta, nel senso che io spero che poi si possano stanziare ancora più soldi, e magari Draghi con così un guizzo di creatività non riesca anche a pescare da quei 209 miliardi del Recovery Fund per iniettare queste risorse alle imprese che sono state massacrate, e poi il rilancio dell'economia lo fai se le serrande tornano su. Parigi ha una serranda alzata su 5, tanto per dare l'idea di una metropoli dove comunque, cioè, abbiamo sempre avuto l'idea del grande movimento, no? Cioè, questa è la situazione. Pensate al mondo dell'ospitalità, gli alberghi chiusi, insomma tutto quello che sta accadendo, però dobbiamo pensare che ne usciamo. Poi l'assessore Lanzarin ci può dire se effettivamente c'è stata la firma dell'accordo con i medici di base a proposito dei vaccini? Mi viene in mente adesso, ci diceva venerdì, l'altro giorno. Dico subito che no, c'è stato un incontro stamattina in cui ci siamo chiariti rispetto a alcune partite, alcuni contenuti, quindi la logistica, insomma l'accordo nazionale, la declinazione su base regionale, delle prime ipotesi di target specifici, però abbiamo rinviato a martedì penso invece che chiuderemo, cioè loro adesso ci presenteranno delle ulteriori osservazioni, le valuteremo con prevenzione e cure primarie, e martedì penso che chiuderemo. C'è qualche richiesta particolare su cui dovete ancora raggiungere un accordo, oppure? No, stiamo solo valutando bene, insomma, un po' la logistica all'interno dei loro ambulatori, a domicilio oppure nei centri vaccinali, insomma tutte cose insomma che ci sono, ecco, quindi stiamo solo valutando su queste questioni con loro. Grazie. Prego. Allora, Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, poi si prepara Albino Salmaso, Gruppo Gelli. Sì, buongiorno a tutti. Presidente, buongiorno. Volevo chiederle, questo incontro che c'è stato stamattina alle 9:30, 12:30, ha avuto l'occasione di conoscere il nuovo commissario?
Ha dato informazioni e indicazioni su come ha intenzione di cambiare la campagna vaccinale, se c'è bisogno per il Veneto? Credo di no, perché è una potenza di fuoco sulla carta importante in termini di vaccinazione, però ha dato indicazioni. No, guardate, è stato un incontro conoscitivo assolutamente utile, abbiamo augurato tutti buon lavoro all'ingegner Curcio, capo della protezione civile, e al generale Figliuolo. E detto questo, il generale nello specifico, peraltro c'era anche il dottor Arcuri che ha portato i saluti, i ringraziamenti, e il generale Figliuolo nello specifico ha semplicemente detto che vuole essere di supporto per le vaccinazioni, che se serve si organizzeranno dei campi o quant'altro, ma giustamente ben venga questo supporto, considerate che a noi manca la materia prima, i vaccini. Ma insomma ho visto un clima di sereno e di disponibilità, del resto le nostre sono sempre riunioni operative, non è che si parla di politica alle nostre riunioni, per cui... Poi le volevo chiedere una curiosità su questa 7ª dose. Incuriosisce perché, magari sbaglio io a capire, sono dosi che sono create industrialmente, quindi dovrebbero contenere tot ml. Però alcuni operatori ci hanno dimostrato che si riesce a fare la 7ª, quindi se si può fare la 7ª, la norma dice almeno 6, se c'è materiale sarà... Sì, non dubito. Stiamo parlando di però era così una curiosità. 0,3, no? 0,3 ml una dose. Sono delle siringhe ad altissima precisione, per cui che abbiamo comprato. Sì. Per cui talvolta diciamo che si riesce anche a recuperare. Capite che buttare via? E poi magari succede come capita, che è capitato in qualche vostro articolo, ma era avanzata e quindi l'abbiamo fatta, no? Magari proprio quella avanzata lì, no? Beh, del resto piange il cuore vedere buttare via una boccetta con del liquido dentro che non sai, va bene fare la 7ª dose se c'è. Albino, sei finito? Albino Salmaso, se ti puoi avvicinare a una... No, c'è bisogno di far sentire alla gente cosa diciamo, grazie. Sul web si vede TV, insomma, sono concorrenti dei giornali, per cui il mio compito è leggermente diverso. Capisco la mascherina, grazie. Ecco qua. Anche no, direi, bene, per essere molto chiaro. Detto questo... anche no cosa, scusi? No, il riferimento, come dire, alla diretta per le TV, insomma. L'importante è che ponga la questione lei. Prego. Ecco, mi pareva di capire, quindi lei è d'accordo? Sono colleghi, Certo, e sono bravissimi e tutti molto autorevoli. Stanno esultando per i complimenti. Vai Albino. Che le TV siano concorrenti dei giornali mi sembra un dato acclarato, quindi c'è poco da dire. Detto questo, mi pareva le volevo chiedere, quindi lei concorda sul fatto che nel decreto sostegno ci debba essere il 33% di indennizzo, perché questa è la soglia massima fissata dal governo? Ma non ritiene ancora insoddisfacente? Io prima ho detto non basta ma aiuta, nel senso che noi dovremmo pensare che chi ha perso tutto possa restare sul mercato se può avere potrà restare sul mercato solo se potrà avere un aiuto che sia degno di questo nome. Adesso io non so dirvi la quantificazione. Hanno fissato al 30%. Sì, ma come sia parametrata, perché immagino che poi ci aggiungano sopra le casse integrazione in deroga, avrà fatto dei conti. Ovvio è che io penso che un'azienda si aspetti di avere coperte cifre molto più importanti, cioè percentuali più importanti. Cioè se parlo con i miei imprenditori mi dico guarda, non dico il 100%, ma 80, 70, cioè 33 effettivamente è basso. Però attenzione, non è una critica, ma lo dico perché bisogna essere onesti su ste robe e non so quale sia la genesi poi anche rispetto ai prossimi provvedimenti. È probabile che in base al plafond che hanno avuto hanno deciso questo e non ne conosco anche le motivazioni che portano a questo calcolo, quindi non mi sento assolutamente di criticare. No, non era una critica, era capire cosa riteneva soddisfacente lei. Grazie. Ecco, per quanto riguarda invece la scuola mi pare di aver capito che si va la prossima settimana per una decisione definitiva. Vedendo i dati, Albino, è fondamentale. Sì. Ecco, però l'indice dei contagi siamo rispetto a 2,50 siamo sempre a 140, a che soglia siamo arrivati? Cioè 158 mi sembra. 151, quindi c'è questa crescita. Bene. Ecco, l'altra domanda, e poi lascio la parola ai colleghi, riguardava invece, le volevo chiedere se aveva avuto una interlocuzione
con il ministro Giorgetti per quanto riguarda la vicenda della produzione dei vaccini in Italia, perché mi pare che quella sia una sfida molto importante da mettere in programma anche come sistema regionale. Ieri sera mi sono preso la briga di guardare la legge sui distretti che la regione ha fatto l'anno scorso e recuperando un po' di archivio mi pare che il distretto biomedicale non sia compreso tra appunto i 18 o 17 distretti che voi avete invece previsto per legge con adeguati finanziamenti in materia poi di sostegno di fondi europei. Ecco, glielo chiedo proprio perché noi abbiamo verificato che ci sono 2 aziende in Veneto che potrebbero rientrare in questo progetto. Ecco, non so se lei pensava che opportuno promuovere un incontro con Farmindustria o con i rettori delle università proprio per dare un segnale preciso di impulso come attenzione della politica verso questa grande sfida che ci deve accompagnare per i prossimi mesi. Noi siamo in contatto con il ministro Giorgetti e devo dire che sta facendo un lavoro assolutamente importante rispetto al fronte della produzione. Eviterei in questa fase di introdurre elementi, diciamo, divagazioni sul tema, nel senso che se c'è un accordo nazionale poi avrà la sua ricaduta, come è giusto che sia, anche in Veneto. Cioè, poi noi abbiamo 2 grandi imprese, ma non solo, assolutamente performanti, io l'ho sempre detto fin dal primo giorno, in grado di produrre questi vaccini. Però capite che prima di parlare della produzione bisogna che a livello, diciamo, di tavolo nazionale ci sia una disponibilità a metterli nelle condizioni di produrre, perché poi capite che ci vogliono le licenze e quant'altro. Immagino che la discussione sia anche su questo fronte. Va bene, grazie. Prego. Bene, allora tocca alle televisioni. Ho nell'ordine Marchiori e Pittarello. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Due cose velocissime. La prima, oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei 192 tamponi effettuati sugli alunni delle 4 scuole. Avete già qualche notizia in merito oppure ancora nulla? Le 4 scuole dell'Alta Padovana. Ah, quelle dell'Alta Padovana. Sì, scusi. Poi c'è la dottoressa Russo dopo. Ok, e secondo poi per quanto riguarda l'eventuale chiusura delle scuole, anche se ci sono tutti i numeri al vaglio, i dati al vaglio e lo capirete più o meno dalla prossima settimana, c'è perlomeno un'idea di quale grado di scuola sarà il primo verrà valutato anche verrà valutato, c'è tutta una valutazione che stanno facendo rispetto alla presenza delle varianti o meno. E quindi è tutta una valutazione in itinere. Considerate che non sarà oggetto di ordinanza perché lo faranno direttamente i dipartimenti prevenzione. Quindi rimane comunque un'ampia rosa da elementari a superiori? Sì. Ok, quindi anche allora il DPCM prevede in linea diciamo di principio la possibilità di chiudere tutte le scuole, sì. Dopodiché avete visto Lombardia ha salvato lo 0,6, sì. Dopodiché cominciamo ad avere pazienti anche diciamo in età pediatrica e quindi dai 6 in su e sono tutta una serie di considerazioni che stiamo facendo. È tutto un di più rispetto a quello che c'è scritto nel DPCM. Il DPCM ci porterebbe, se uno volesse fare il burocrate, a dire bene, finché la regione non va a 2,50 su 100.000 uno sta fermo, ma siccome è scritto anche in maniera sibillina e a livello regionale o subregionale, noi bisogna che andiamo comunque, anche per un fatto, come si può dire, etico, a vedere fino in fondo, perché può essere che un territorio abbia un focolaio pauroso e poi ci sia altri territori che non conoscono il virus, quindi non possiamo trascinare quello di quel territorio finché gli altri non avranno il virus. Certo, no, perché naturalmente abbiamo già ricevuto tantissime telefonate a parte di famiglie che sono preoccupate di essere avvisate oggi per domani. Hanno ragione? Perché bisogna organizzarsi in tal senso. È già un grande sacrificio gestire soprattutto dei minori non in grado di badare a se stessi, penso lo 0,6 o le scuole elementari o qualche anno delle medie, e quindi è già quello un problema di trovare un tutore, trovare qualcuno che li segua. Se poi glielo dici la sera per la mattina, cerchiamo che questo non accada, insomma, è ovvio. Grazie. Prego. Stefano Pittarello. Buongiorno. Buongiorno.
Domanda veloce sui Covid Hospital. Il Veneto passa in zona arancione in una giornata in cui ci sono aumenti contenuti, 4 ricoveri in più, 3 meno in terapia intensiva. Dal punto di vista dell'organizzazione dei Covid Hospital... Identica resta. Preallarme assoluto, ma non... No, guardate, noi non possiamo... ce l'avete? Così resta. Anche se oggi non hanno pazienti Covid e si stanno occupando di pazienti ordinari, ma per noi il piano di sanità pubblica resta quello, e nel momento in cui ci fosse emergenza Schiavonia riparte con il coso. Sì, no, abbiamo chiusi. Dolo idem. No, non parlavo di chiusura, parlavo per esempio di Jesolo che aveva... Jesolo torna ad essere il Covid Hospital piuttosto che Vittorio Veneto, che ha ancora pazienti, fra l'altro, o altre realtà, insomma, Villafranca, dove c'era poi Belluno, Sant'Orso. Ok, Pittarello? Posto ragazzi? Se non ci sono altre domande per il Presidente, prego Cristina Giacomuzzo. Io c'è arrivata in redazione una richiesta che secondo me è un po' borderline, per cui gliela sottopongo direttamente, non alla dottoressa Russo. Riguarda, arriva da un'associazione veneta che si occupa di malati di fibrosi cistica e spiegano che loro sono in difficoltà perché hanno un essenziale bisogno dei volontari che li portano fisicamente, li ospitano in macchina e li portano nelle varie situazioni personali di vita quotidiana. Queste persone sono volontari ma non rientrano nella campagna vaccinale al momento, giusto? E chiedevano comunque se era possibile avere un occhio di riguardo nei loro confronti perché sono indispensabili per la vita quotidiana. Sì, no, guardate, noi seguiamo assolutamente tutto il piano, fra l'altro la fibrosi cistica è prevista tra le priorità. Dopodiché ci sono dei volontari, molti malati di fibrosi cistica sono in grado di accudire, di pensare alla loro vita perché comunque guidano, vanno a scuola, e poi ci sono quelli invece che magari hanno ad esempio il supporto dell'ossigeno e fanno altre terapie che hanno bisogno di essere accuditi, quindi non generalizzerei e nei casi specifici ovviamente cercando di fare l'impossibile. Quindi eventualmente posso lasciare un recapito in modo tale che quelle persone che hanno bisogno assolutamente di muoversi possono rivolgersi. Però considerate che noi abbiamo istanze, dai volontari della protezione dei familiari dei disabili, per dire, dei non autosufficienti, che dicono se io mi ammalo chi pensa al mio convivente congiunto che non è autosufficiente. Abbiamo disabili gravi in casa con un genitore che li accudisce. Non è ancora chiarito il discorso dei caregiver, delle badanti, però la stiamo cercando di capire. Però insomma guardate, se avessimo vaccini per tutti avremmo già vaccinato tutti, questo è il vero tema. Lascio la parola alla dottoressa Russo. Grazie. Scusate, c'è ancora una richiesta di Albino Salmaso. Volentieri, prego. No, lei in una recente intervista, Presidente, aveva detto che con il governo Draghi c'era la morte della vecchia politica intesa come il sistema attuale dei partiti, adesso cito in estrema sintesi il giudizio che aveva espresso. Ecco, che volevo chiedere, alla luce di quello che è successo in queste settimane con l'uscita in scena dell'ex Presidente del Consiglio Conte che diventa ora un campo politico e con le dimissioni di Zingaretti, che scenari vede? Siamo di fronte ad una fase di terremoto complessivo, ad esempio la Lega ha cambiato completamente il sistema di comunicazione, l'Europa non è più come dire un nemico da battere, ma c'è un atteggiamento a vedere la ricomposizione di soggetti nuovi al centro, oppure sono solo fasi di nervosismo che poi si assesteranno in un tempo abbastanza rapido. Guarda, io non ho detto che era finita la politica, ho detto che dopo il governo Draghi la politica che c'era prima non ci sarà un'altra politica, quindi sarà un'era glaciale diversa, no? E penso che già questi primi movimenti dimostrino che sta cambiando tutto, no? Cioè che il segretario di un partito importante come il PD si dimetta nel pieno del mandato del suo, anche del suo governo di unità di unità nazionale, scusate non mi veniva la parola, è la dimostrazione palese che qualcosa sta accadendo. Io penso che adesso noi abbiamo l'obbligo di lavorare pancia a terra e pensare di portare fuori questo paese da questo incubo. Dopodiché la politica
sarà una politica che porterà a casa anche le premialità, no, dell'impegno che c'è stato durante questa fase. Questa è una fase nella quale i cittadini ti guardano e ti giudicano. E penso che la politica sarà molto giudicata dall'atteggiamento dei singoli, no? Cioè, scusa, i cittadini sarà giudicata dai cittadini proprio per l'atteggiamento che avrà. Cioè, questo è un momento di responsabilità estrema. Cosa accadrà non te lo so dire, anche Monti si era messo in testa di fare un partito, visto che è andata male. La tentazione era quella di chiedere cosa ne pensa in questi giorni. Pare appunto che se dovesse essere confermato il rifiuto di Zingaretti di restare alla guida del PD, uno dei nomi più accreditati sembra essere quello di Bonaccini, che lo conosce, quindi dalle regioni partirebbe una candidatura diversa, non che Zingaretti venga dalla Luna, perché ma sai, quelle sono sì, intanto Zingaretti era il governatore del Lazio, per cui non è che c'è una grande novità dal punto di vista di estrazione. Dopodiché sono dinamiche del partito, non ci darei altre colorazioni, altri contenuti. Cioè, se l'idea sta iniziando un nuovo corso degli amministratori, per quel che mi riguarda, zero assoluto. Bene, allora perché ha fatto tutto sto giro per domandarmi questa roba? Però io chiedo con una certa nonchalance. Potevo chiedere, cioè che questa è la famosa domanda della Poiana. No, insomma, potevo chiedere se aveva trovato un carico per Salvini, ma sarebbe stato un po' delicato. No, guarda, io penso che il segretario, mi permetto di dire una roba, ancora Albino, ne approfitto, penso che il segretario Salvini abbia saputo interpretare appieno il momento storico. E qualcuno dice, ma siete passati dall'opposizione al governo di unità nazionale. Beh sì, è lì che ci vuole, come si può dire, il senso critico giusto e anche, come si può dire, il senso di responsabilità. Per cui secondo me Salvini ha fatto assolutamente una grande azione. Il fatto che in questi giorni, parallelamente all'azione di governo dei nostri, che parlano di vaccini, che parlano di industrie farmaceutiche, dall'altro ci sia anche la politica che incontra gli esponenti, diciamo i rappresentanti, penso l'India, non so, è eclatante questa storia dell'India, secondo me ha fatto bene. E non a caso adesso si sente dire che l'Europa valuterà entro fine marzo lo Sputnik. È andato anche a San Marino il segretario Salvini. Vabbè, cosa ha fatto di male? Ha fatto bene. A San Marino si utilizza lo Sputnik. Allora noi non è che siamo innamorati dello Sputnik o del cinese, ma ci chiediamo, lo valutiamo per fine marzo, non potevate farlo prima? Punto di domanda. Visto che c'è mezzo mondo che utilizza questi vaccini. C'è troppa ideologia ancora dietro a ste robe. Invece ci vogliono siringhe, iniezioni e basta. Grazie ragazzi, buon weekend. Allora, parola alla dottoressa Francesca Russo. Grazie al Presidente. Francesca, a te. Grazie, buongiorno. Allora, come diceva il Presidente, qui con l'assessore volevamo darvi qualche elemento in più rispetto alla valutazione epidemiologica che stiamo conducendo in questo periodo, legato anche alla ripresa dell'aumento del numero dei casi. Allora, l'aumento del numero dei casi, insomma, lo vediamo tutti i giorni, non è un aumento che è, insomma, considerevolissimo, però il rapido incremento, cioè il fatto che nell'arco di poco tempo abbiamo avuto questo aumento di positività, ci ha portato ad un aumento dell'R con T. Quindi l'R con T ha superato l'1, è aumentata l'incidenza e questo ci porta in uno scenario epidemiologico differente. In questo momento abbiamo però da considerare, oltre all'aumento del numero dei casi, anche quanto pesa nell'aumento del numero dei casi la presenza delle varianti, perché sapete che le varianti, è stato detto, lo diciamo ogni giorno, è legato soprattutto ad una maggiore contagiosità, quindi potrebbe giustificare questa maggiore facilità di diffusione del virus. Quindi ci sono delle circolari ministeriali che ci indicano praticamente un monitoraggio molto stretto per identificare tutti i casi che possono essere legati ad una variante e che modifica un po' quella che era invece il contact tracing e la quarantena dei casi non associati a variante.
Allora noi che cosa abbiamo, stiamo portando avanti? Vogliamo unificare i due percorsi e quindi in un principio che definirei di maggiore precauzione applicare la stessa metodologia che noi seguiamo per i casi con variante a tutti i casi che si vengono a determinare, indipendentemente che siano da variante o meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni caso che viene ad essere segnalato la quarantena non è più di 10 giorni ma è di 14 giorni, come era all'inizio nella fase 1 se vi ricordate, quindi più cautelativa da questo punto di vista. Si chiude con un tampone molecolare negativo e poi per quanto riguarda il contact tracing stiamo portando avanti un'azione che è analoga a quella che avevamo soprattutto nelle fasi più problematiche dell'andamento dell'epidemia, che non considera soltanto i contatti stretti ma anche i contatti a basso rischio, quindi tende, vi ricordate abbiamo fatto tante volte questo discorso, ad allargare sempre di più il cerchio dell'indagine, questo nell'obiettivo di isolare più gente possibile e quindi di bloccare il virus. Ecco, questa è, ritengo, la cosa più importante. Quindi, poiché abbiamo imparato nel tempo che uno degli elementi fondamentali per ridurre la diffusione del virus è quello di mantenere il tracciamento, noi vogliamo rafforzare il tema del tracciamento e il tema dell'isolamento, questo prima di ogni cosa, perché è poi l'elemento che ci consente di non avere lo stress sui servizi ospedalieri. Poi nell'ambito delle varianti abbiamo anche l'altro elemento che si viene a riscontrare anche nei soggetti giovani. Quando parliamo di soggetti giovani ci riferiamo naturalmente al setting scolastico. Quindi un'attenzione particolare ce l'abbiamo nel monitoraggio di tutti i casi di positività che si riscontrano in ambito scolastico. Da poco avevamo reintrodotto il protocollo che prevedeva che a seguito di un positivo, se tutti gli altri erano negativi, restavano in classe. Questo rimane, eccetto che il caso non sia determinato da una variante. Quindi se abbiamo una variante e anche un altro caso associato a questo, allora noi dobbiamo mandarli tutti in quarantena, proprio perché sappiamo che i casi associati a variante possono essere più contagiosi. Quindi questo è un primo provvedimento. Tra l'altro sono i provvedimenti che parlava il Presidente che stiamo valutando per settimana prossima, quindi non sono provvedimenti che sono già, che altrimenti qualcuno potrebbe dire ma io so di questo caso, non sono ancora attuativi, ma sono quelle che tra lunedì e martedì nel pacchetto di provvedimenti stiamo verificando e andremo in attuazione, in applicazione, solo per chiarezza. Dottoressa, scusi, gentilmente può ripetere questo che riguarda le scuole? Sì, dicevo che allora tutti da ora in poi, dalla prossima settimana dobbiamo mandare le indicazioni, giustamente come dice l'assessore, ma già anche se non scritto lo stiamo facendo, tutti i casi che si verificano nell'ambito scolastico vengono anche sequenziati, perché è importante che noi sappiamo se sono determinati da variante o meno. Il fatto che siano determinati da variante ci porta praticamente a ricercare gli altri casi come sempre, però nel caso in cui troviamo un altro positivo il provvedimento oltre che alla classe potrebbe essere esteso al singolo istituto, questo per evitare che rapidamente possa interessare più soggetti. Ecco, questo è uno. Scuola con un positivo? Come? No, con un cluster. Con un cluster da variante, non da altri. Ci dà la definizione esatta di cluster? I cluster sono 2 o più casi collegati fra di loro. Allora, poi ci sono altre considerazioni che si vanno ad intrecciare, come diceva il Presidente, a quella che è l'incidenza sulla popolazione regionale, che al momento è di 151, quindi non porta ad un provvedimento secondo quello che prevede il DPCM di interruzione dell'attività scolastica per tutta la regione, ma il DPCM dice anche di valutare giustamente anche a livello subregionale. Lì abbiamo la possibilità di andare a vedere con una lente che possa considerare un insieme di popolazione e quindi vedere se in un ambito più o meno grande, quello piccolo naturalmente non può essere rappresentativa di una situazione epidemiologica veramente pericolosa, invece ambiti più grandi che potrebbero essere subprovinciali di distretto ci potrebbero già dare un'indicazione su
quanto insomma il virus circola in quell'area e quindi prendere dei provvedimenti più specifici, più restrittivi che possono interessare il setting scolastico. Quindi in questo momento che cosa c'è? Giustamente come dice l'assessore, abbiamo intanto chiesto che ogni giorno il servizio epidemiologico regionale ci mandi l'incidenza accumulativa a 7 giorni per tutti i comuni e non solo suddivisa per comuni, ma naturalmente anche poi per provincia, aggregata per province e per azienda URSS. Questo per avere la possibilità di valutare giorno per giorno la dinamica dell'infezione. Poi a questa valutazione della dinamica dell'infezione sovrapponiamo la presenza di varianti, quindi la concomitanza di più fattori naturalmente ci porteranno poi a prendere delle decisioni. Le decisioni saranno delle decisioni di valutazione di tipo epidemiologica, quindi sarà il servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione che li prenderà e li concorderà con il sindaco del comune o dei comuni che sono interessati, oltre che naturalmente con noi. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è mettere insieme più criteri, più elementi che ci diano la possibilità di monitorare meglio area per area con una certa attenzione e valutare qual è la misura che possiamo adottare in quel contesto per evitare che la malattia, il virus, si possa diffondere. E questo vogliamo farlo in maniera precoce per evitare che poi a livello di aree contigue o a livello di soggetti che insistono in quell'area possa diffondersi rapidamente nella regione. Io credo che sia assolutamente dovuto il fatto di avere questa attenzione chirurgica, se vogliamo definirla, proprio per cercare di prendere il prima possibile quelle misure che siano di durata limitata, perché poi prendere delle misure molto ampie che riguardano tutta la regione, che portano a situazioni epidemiologiche compromesse, ci portano anche a portarci dietro delle misure che possono essere molto, anche di durata molto lunga. Invece delle misure che possono essere contenute, che ci permettono di bloccare la circolazione del virus. E questo è quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda l'RCT aumentato a cui accennava l'assessore, è un lavoro che sta facendo l'Istituto Superiore di Sanità, che non c'entra niente con la valutazione degli scenari, ma che fa delle valutazioni prospettiche per dire che l'RCT, che naturalmente viene calcolato, può anche essere un RCT, come si può dire, leggermente sottostimato rispetto a quella che può essere l'evoluzione della situazione rispetto all'andamento della velocità dei casi e alla conferma degli stessi. Quindi dice, guarda, regione, quindi l'ha scritto ad ogni regione, sono documenti riservati perché non sono legati alla valutazione che poi va in ordinanza, ma serve solo a fare in modo che chi valuta gli scenari abbia la possibilità di avere degli elementi in più per capire che cosa sta succedendo. Quindi dice, guarda che puoi avere un RCT leggermente superiore a quello che hai, a noi ci valuta un possibile RCT futuro se non si se l'andamento rimane lo stesso intorno a 1,3, e quindi dice, guarda che il tuo scenario potrebbe arrivare nel breve periodo a 1,3, quindi cerca di valutare bene qual è la situazione nel tuo ambito regionale, anche in maniera, come abbiamo detto prima, geograficamente separata, in modo tale da interrompere qualsiasi possibile aumento della circolazione del virus. Quindi sono degli elementi in più che l'Istituto Superiore di Sanità insieme alle regioni elabora proprio per fare una sorta di modelli previsionali che ci permettono di valutare meglio il contesto e quindi nel contempo adattare le misure. Grazie alla dottoressa Russo. Se ci sono domande, comincia la collega Pederiva del Gazzettino. Grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Vado a ritroso da dove eravamo rimasti. Questa stima dell'RCT su che tempo è quantificata? Cioè abbiamo una previsione possibile, se l'andamento è costante, a 1,30 nel giro di quanto? Ma loro dicono che fanno una sorta di valutazione sull'assestamento dei casi, perché
e nell'arco di una settimana, 10 giorni. Ecco, man mano che i casi e quindi la presa in carico dei soggetti e tutto si stabilizza, l'R/T può essere considerato leggermente superiore rispetto a quello valutato nel momento in cui si fanno le previsioni. Ecco, quindi è una sorta di intervallo di confidenza rispetto a quello valutato ai fini della definizione dello scenario. E la comunicazione è stata di oggi? La comunicazione è arrivata ieri sera. Ok, quindi i 7-10 vanno calcolati da ieri sostanzialmente. Ok. Poi rispetto invece alla valutazione nella nuova modalità di tracciamento per cui ogni caso viene considerato come se fosse variante, la ricerca dei contatti a ritroso su che tempo viene spalmata? 14 giorni, mentre nell'ambito dei casi diciamo non da varianti era fino alle 48 ore precedenti. Si torna un po' indietro con un criterio più restrittivo come quello che avevamo proprio all'inizio, nella fase 1. Che si considerava i contatti dei 14 giorni precedenti. Il personale della prevenzione ce la fa in tutto questo, visto che è coinvolto anche, poi credo, anche nella campagna di vaccinazione? Non è facile perché è chiaro che avere nel contempo la gestione della campagna vaccinale e avere anche questo, diciamo, insomma, contact tracing più approfondito è una bella sfida, però anche l'assessore stiamo cercando anche delle risorse che ci sostengono nell'ambito della campagna vaccinale. Sì, e comunque abbiamo dato indicazione ai direttori generali di utilizzare anche personale all'interno degli ospedali senza pensare di... Oggi voi sapete siamo tornati alla normalità, nel senso non ci sono più le sospensioni eccetera, però chiaramente utilizzare del personale per la vaccinazione in modo da non distoglierlo dalla prevenzione che deve ripartire con un contact tracing spinto come questo di adesso, perché oggi la priorità è circoscrivere, quindi contenere tracciamento, contact tracing, quindi per quanto riguarda i partimenti di prevenzione e vaccinazione in contemporanea. Ultima cosa, dottoressa, la domanda che ponevo prima sulla app Zero Covid Veneto, perché si è fermata? C'era quel problema del garante della privacy, non è mai stato superato allora? Allora, diciamo che ci sono due motivi. Uno che è legato appunto al garante della privacy, perché in un primo momento, quando prima di metterla in produzione l'abbiamo presentata, c'era stato suggerito di procedere con un disegno di legge e quindi poi è stata fatta una legge ad hoc. Dopo l'approvazione della legge il garante ci ha fatto alcune osservazioni e aveva altre perplessità. Quindi abbiamo risposto al garante che allo stato attuale insomma, avremmo poi valutato queste perplessità nel momento in cui avremmo ritenuto che per lo scenario epidemiologico di quel momento poteva essere utile applicare l'app. Quindi non è stato un blocco del garante, il garante ci ha chiesto ulteriori approfondimenti rispetto alla legge che appunto era passata. Poiché però, come diceva prima anche il Presidente, lo scenario epidemiologico era cambiato rispetto al momento in cui era stata progettata ed in questo momento, in questi ultimi periodi, prima per il elevato numero di casi, adesso per questa ripresa dovrebbe essere riadattata, al momento è ferma, però è comunque uno strumento sempre diciamo possibilmente utilizzabile a secondo dello scenario epidemiologico. Quindi se nel momento in cui ci dovessimo trovare in uno scenario in cui riteniamo che l'app possa essere di aiuto al contenimento o perlomeno alla segnalazione dei casi, naturalmente faremo un ulteriore confronto e vedremo di risolvere questi problemi, però diciamo che l'insieme delle due cose hanno al momento tenuto ferma l'app. Mi pare di aver visto Martina Zambon che voleva intervenire. Dottoressa, buongiorno. Solo due precisazioni al volissimo. Questo RT previsionale dell'IS, ogni quanto vi viene comunicato? No, è arrivato la prima volta ieri sera. Non vi hanno detto ogni quanto? No, io penso che potrebbe arrivare ogni settimana, però poiché è arrivato insomma ieri sera, non so adesso, io credo che l'Istituto ci voglia fornire, riferendosi alle regioni, uno strumento in più, come ho detto prima, di valutazione, e quindi deciderà anche insieme ai tecnici, insomma a noi, quale può essere la periodicità, anche valutando se effettivamente ci può essere utile e a che cosa ci può portare. Io penso che potrebbe essere anche settimanale, però vedremo nelle prossime settimane. E il nostro RT invece per la valutazione ufficiale diciamo 1.1. Grazie, mi bastava così. Se non c'è altro, Salmaso.
No, il Presidente Zaia aveva più volte qui fatto capire che più che l'RT in Veneto chiedeva che si valutassero altri parametri di tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri, e ci aveva detto che era stato istituito una sorta di tavolo parallelo per cominciare a modificare i 21 parametri. A che punto siamo? Stiamo andando avanti a Roma sotto questo profilo oppure no? Se voi avete, rispondo io, se voi avete visto, è stato inserito un articolo nel nuovo DPCM, l'articolo 56 mi sembra, che prevede, che era una richiesta delle regioni, che prevede quindi la rivisitazione e il tavolo tecnico, è un tavolo tecnico tra regioni, istituto superiore e ministero. Ci è arrivata ieri la comunicazione di individuare dei nominativi, poi non tutte le regioni, ma in Commissione Salute si deciderà appunto un tot di regioni, quindi deve ancora essere effettivamente costituito e iniziare a lavorare. È entrato con questo DPCM però. Quindi ci avranno tempi lunghi, finiamo le scuole prima? Non lo so. Cioè, è quello il concetto di base? No, non lo so. Nel senso che noi dobbiamo individuare entro lunedì, dobbiamo inviare il nominativo per la regione Veneto e poi tra tutte le regioni si sceglieranno 3 regioni penso significative, insomma una di solito una al nord, una al centro e una al sud che parteciperanno a questo tavolo, quindi insomma inizierà a lavorare da settimana prossima, entro lunedì dobbiamo dare il nominativo, quindi io presumo che mercoledì, insomma metà settimana potrebbe iniziare a lavorare. E questo anche per quanto riguarda quel campione omogeneo di tamponi fatti in base alla popolazione, è passata questa proposta vostra oppure resta sempre Non mi sembra che su questa qui non ci sia stato un pronunciamento. L'ultima foto tecnica, i 26 distretti scolastici sono quelli convenzionali, per cui da lì partita per il monitoraggio, poi si va alla singola scuola e sono i 26 distretti che fanno parte territoriali delle aziende USL, che sono quelli che dalla legge 19, poi vi ricordate con la legge 19 del 2016, 9 USL, 26 distretti, che sono un po' in alcuni casi, non tutti perché le USL erano meno, le ex USL, la 15, la 16, la 17 per Padova, però ce n'erano poi di ulteriori, insomma sono 26 comunque. Ilaria Marchiori. Sì, dottoressa, mi scusi, solo un'ulteriore precisazione per quanto riguarda le scuole e il tracciamento. Lei prima ha detto con variante il provvedimento poi si potrebbe estendere a tutto l'istituto, però ha usato il condizionale. Allora, questo sarà da valutare in base a che cosa? No, lo stiamo valutando, scusate, lo valuteremo in base anche alla situazione epidemiologica in cui insiste la scuola. Perché se ci troviamo in un contesto scolastico con anche un solo cluster di variante, però con un bacino di popolazione dove la circolazione del virus è molto alta, noi dobbiamo tenerne conto. Quindi l'insieme, la sovrapposizione delle due cose giustifica questo tipo di provvedimento. Quindi sarà fondamentalmente un'analisi fatta sui casi specifici? È un'analisi che considera i casi specifici in un contesto più generale, che è un contesto di distretto oppure in un contesto di provincia. Speriamo di non farlo in un contesto di regione proprio perché vorremmo lavorare in maniera più mirata. Grazie. Bene, mi pare che non ci siano altre richieste, per cui per oggi chiudiamo qui. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento. Ma sulle scuole? Sì, non credo che abbiamo. Dunque è terminata adesso la conferenza stampa del presidente Zaia, è intervenuta anche la dottoressa Russo, avete sentito, da lunedì, è ormai ufficiale, da lunedì il Veneto passerà in zona arancione, l'avevamo anche anticipato, insomma, che c'era questa possibilità che ormai è diventata una realtà. Da lunedì zona arancione, il che significa, dice, quelle limitazioni, ha detto il presidente, che già conosciamo: bar e ristoranti
ristoranti chiusi, asporto dalle 5 alle 22 e ovviamente coprifuoco dalle 22 invece come sempre alle 5 del mattino e ovviamente la chiusura del confine comunale salvo per comprovate esigenze di studio, di lavoro oppure di salute. L'R-Conti continua a crescere, ci dice il Presidente, siamo preoccupati, dice va bene continuare a vivere ma bisogna comunque mantenere alta l'attenzione, lo diciamo più volte, bisogna evitare, lo ha detto più volte il Presidente oggi, evitare gli assembramenti, assolutamente ci si può spostare ma evitare di stare dove c'è tanta gente e ha ribadito ancora per l'ennesima volta che la mascherina non è un optional, bisogna utilizzarla e utilizzarla bene, non bisogna averla con il naso scoperto, bisogna coprire naso e bocca, cose che diciamo ormai veramente da tantissimo tempo, però evidentemente ancora non tutti lo fanno. Poi per quanto riguarda invece la vaccinazione, il Presidente ha detto stiamo attendendo ora il Ministro Speranza perché abbiamo chiesto di vaccinare con AstraZeneca anche gli over 65, attendiamo se è possibile farlo. Ovviamente ci saranno più persone da vaccinare, questo è importante. Per quanto riguarda invece Pfizer, in un flacone si è partiti con 5 dosi, poi si è riusciti a ricavarne 6, adesso dice il Presidente vogliamo vedere se è possibile fare anche una 7ª dose. Dice insomma si stanno cercando tutte le strade per poter vaccinare la maggior parte della popolazione in tempi sempre più stretti. Dunque queste le notizie, la dottoressa Russo ha parlato della scuola, si vedrà ora nei prossimi giorni, la prossima settimana che cosa accadrà anche per la scuola. Attualmente non è stato deciso nulla, certo ci saranno comunque dei cambiamenti anche per quanto riguarda i contagi all'interno della classe, poi ne parleremo nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto e quindi insomma si vedrà, molte regioni hanno chiuso le scuole, il Veneto ancora non ha deciso, si attendono alcuni parametri che saranno disponibili dalla prossima settimana. Dunque queste le notizie per quanto riguarda la conferenza stampa del Presidente Zaia, ma oggi ancora cronaca perché oltretutto oggi nel Bellunese i lavoratori dell'ACC sono scesi in piazza, è iniziato uno sciopero e ci racconta tutto per noi la nostra Tiziana Bolognani. Sì, buongiorno a voi. Si sono concluse alle 11 le prime 2 di 4 ore di sciopero proclamato dai sindacati sulla ACC di Borgo Valbelluna. I lavoratori sono scesi in strada per protestare contro il blocco imprevisto della trattativa che sembrava oramai ad un passo dall'essere conclusa, portata avanti al tavolo del Mise con il vecchio governo Conte, un grande progetto di politica industriale per il rilancio delle produzioni del compressore che vede ACC viaggiare al fianco dei lavoratori della ex Embraco di Riva di Chieri, ma l'agognato cambio di passo non c'è stato e il futuro del progetto Italcomp resta appeso a un filo. Da più di un anno ACC lotta per restare in vita, nel corso di quest'anno l'azienda ha incrementato i volumi di produzione, ma nonostante le innumerevoli richieste di incontro giunte sul tavolo del neo ministro Giorgetti, ad oggi non è arrivata nessuna risposta da parte del Mise. Esasperati i lavoratori che, appoggiati dai sindacati, stanno valutando tutte le forme di lotta possibili, non escludendo l'occupazione del municipio di Borgo Valbelluna, ed è del tutto evidente che la mobilitazione proseguirà fino a quando non sarà convocato il tavolo ministeriale, oggi silente e assente, per ottenere soluzioni concrete che riguardano il futuro di 750 lavoratori. È tutto, a voi. Grazie davvero a Tiziana Bolognani, grazie e buon lavoro. Noi adesso andiamo in pubblicità, però prima volevo salutare un ospite che purtroppo ci sta aspettando da un po' di tempo, Pierpaolo Longo, consigliere della Federnuoto. Buongiorno intanto. Non so se ci sente. No. Forse non ci sente, quindi noi allora andiamo in pubblicità, poi ci ricolleghiamo con Pierpaolo Longo. Pubblicità, meteo e pubblicità. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo. A Longarone, Poincico di Zoppola e San Donà di Piave. Parete
ritrovati al meteo. Pressione atmosferica in calo, una depressione si avvicina da nord-ovest puntando l'Italia e determinando un lieve peggioramento del tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 marzo. Sul Veneto la grafica ci mostra una situazione tutto sommato buona ed in effetti la giornata trascorrerà in prevalenza con un tempo stabile. Al mattino il cielo sarà coperto da alcune nebbie, al pomeriggio più sole, entro sera prime piogge dapprima sui monti, in nottata precipitazioni sparse e discontinue un po' ovunque. Temperature stazionarie, minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente molto nuvoloso, spazi di sereno col passare delle ore, entro sera notte rovesci via via più frequenti. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime sugli 11-13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata, anche qui non si escludono in nottata delle piogge. Temperature minime intorno a 0 gradi, massime infine sui 16 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poncico di Zoppola e San Donà di Piave. Rieccoci nuovamente in diretta ed ora ci colleghiamo subito con il consigliere di Federnuoto Pierpaolo Longo. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito e bentrovati per la sensibilità su un tema che purtroppo è sempre più dilaniato. Ecco, c'era forse qualche spiraglio di magari una possibile riapertura anche dei centri sportivi, delle palestre, però insomma la zona arancione un po' riblinda tutto. Sì, in effetti la speranza, come si dice, è sempre l'ultima a morire. Purtroppo coi dati che erano percepiti già nella giornata di giovedì e oggi confermati dalla conferenza stampa del Presidente, effettivamente mette la pietra tombale su quelle che erano le aspettative. Diciamo che anche l'ultimo DPCM mandato lasciava uno spiraglio su alcune attività legate più allo scopo di salute e rieducazione e riabilitazione, ma adesso entrando in zona arancione, come potete capire, proprio a tutela e per limitare gli spostamenti, questa possibilità sfuma completamente e un po' lascia l'amaro in bocca per il fatto che probabilmente queste chiusure che noi nel settore sportivo subiamo dal 23 di ottobre non hanno dato la soluzione sperata e quindi un abbassamento di quelli che erano i tassi di contagio. Questo lascia il grande dubbio che stiamo portando in vari tavoli fino a giù a Roma, che probabilmente il settore sportivo non è mai stato il focolaio che avrebbe alzato l'indice dei contagi. Come diceva giustamente qualche minuto fa il Presidente Zaia, l'alternativa è proprio quella del dissipamento, quindi più si chiude, più la gente si concentra nelle poche aree a disposizione e questo come conseguenza dalla realtà che stiamo vivendo oggi. Noi abbiamo sempre proposto un'apertura legata al controllo e al mantenimento di quelli che erano i presidi fondamentali e indispensabili, quindi l'utilizzo della mascherina pulita, non riutilizzata 50 volte consecutivamente, il controllo delle temperature e tutti i protocolli che il CTS ci aveva proposto e approvato, però questo non è valso e ci troviamo adesso fermi sulla linea del via, perché noi come piscine siamo bloccati, ma anche tutto il mondo delle palestre sarebbe stato pronto a riarmarsi già all'8 di marzo con le attività in esterna e questo però credo sia disarmante per tutto il settore. Ecco, fra l'altro insomma avete anche pensato ad un'iniziativa la prossima settimana per farvi sentire, appunto come diceva lei, anche a Roma. Sì, diciamo che è un'iniziativa che sta prendendo sempre più piede, è partito dal mondo terrestre e tra l'altro l'iniziativa nasce proprio qui dai promotori veneti e si sta allargando in maniera trasversale su tutto lo sport, perché ricordiamo che siamo fermi
su tutti i vari ambiti, se non quelle attività che possono praticarlo all'esterno, però sempre a livello tecnico individuale, quindi la parte di contatto o associativa, penso al gioco del calcio, è inibita. Devo dire che qui grandi complimenti vanno fatti agli allenatori e agli educatori che riescono a mantenere un'attività soprattutto per lo sport di base, per cui i ragazzi che vanno dai 6 ai 15-16 anni che hanno assolutamente bisogno dell'attività sportiva, onde evitare ripercussioni nella propria quotidianità che, come leggiamo nei quotidiani, tendono poi a stati depressivi o psicopatie molto più gravi o peggio ancora l'abuso di alcol. E questo è forse quello che dovrebbe fare riflettere nel momento in cui si mettono in essere determinate strategie legate per prevenire assolutamente la salute, che è l'obiettivo primario, ma poi oltre il grande problema economico che stiamo affrontando, sicuramente abbiamo questa grande emergenza sociale in cui lo sport può dare una grande mano. Ecco, fra l'altro lei diceva, insomma, non è proprio penso che sia ormai abbastanza chiaro, non è nelle palestre, non è nella piscina che, insomma, il contagio avrebbe preso piede, sarebbe aumentato, ma in realtà i contagi sono in altre zone per altri motivi e quindi dice noi siamo chiusi da mesi, perché ricordiamo che le palestre sono veramente chiuse da tantissimo, a molti addirittura non si sa neanche se riapriranno, una situazione che è davvero disastrosa per voi. Sì, le do conferma, secondo me il 50% delle società sportive non avranno la facoltà economica di riaprire e questo dato secondo me tenderà a crescere, almeno che col il famoso decreto sostegno non si riesca a dare un manforte dal punto di vista finanziario. So che gli indicatori stanno variando e questo è propositivo, magari passo sopra le affermazioni che l'ex ministro nelle ore di ieri sera ha citato sulla propria pagina, perché prendono in giro un po' tutto il mondo dello sport. Come diceva lei giustamente, negli ambienti delle palestre, noi delle piscine, che poi abbiamo un agente molto incentivante e disincentivante nel contagio che è il cloro, i tassi di igienizzazione sono sempre molto elevati. Questo non solo per protocollo operativo, ma da sempre, perché la nostra prima tutela è proprio la salute dell'utente. L'utente deve avere la garanzia che una volta che varca le nostre strutture possa essere igienicamente a livello, non dico a livello ospedaliero, ma quasi. Attualmente i nostri protocolli hanno i prodotti di disinfezione proprio estrapolati da quelli che sono i presidi ospedalieri. Ecco, lei prima diceva, insomma, andiamo a Roma e ci faremo sentire. Che cosa vi aspettate dal governo? Allora, le manifestazioni tengono alta l'attenzione proprio sull'opinione pubblica, che in questo momento credo che sia la nostra più alta arma. Devo dire che i nostri utenti sono quelli che attualmente ci fanno ben sperare per portare avanti l'azione e le riaperture. Credo che questo nuovo governo abbia compreso la grande difficoltà del settore, stia ragionando al tavolo su quella che è la possibilità di riaprire quelli che sono i flussi, quantomeno di mantenimento sui costi, perché le società, vi ricordo, devono sopravvivere. C'è il grande problema dei collaboratori sportivi e delle partite IVA, che ricordo da gennaio, febbraio e marzo non prendono un euro, proprio perché un po' complice la crisi, un po' non si è avuto questa solerzia nell'adempiere ai famosi bonus. Sono in aspettativa di questo. Ricordiamo che ci sono famiglie, non solo studenti e lavoratori, che col movimento sportivo si sostenevano. Citavo un articolo dell'altro giorno, parliamo già di 120.000 posti di lavoro nel settore sportivo sfumati e solo in Regione Veneto siamo intorno ai 10-12.000, per cui sono dei numeri importanti. Il governo spero che abbia questa sensibilità, anche perché parliamo di un indotto di 6 miliardi di euro, circa 2,5 punti di PIL, per cui avendo a che fare con un presidente come il presidente Draghi, che i conti li sa fare, comprende quella che è la forza del movimento. Grazie davvero. Grazie a voi. Grazie. Poi magari sicuramente ci aggiornerà nella prossima settimana anche per vedere come andrà a Roma. Assolutamente sì. Grazie intanto e buon lavoro. Buon lavoro a voi e grazie per la sensibilità. Grazie.
Prima di dare la pubblicità vorrei leggervi una nota che è venuta fuori adesso dalla Regione Veneto, riguarda l'arresto della persona che ha dato fuoco all'abitazione dove sono morte 2 persone. Ne abbiamo parlato proprio in apertura della nostra diretta. Dice il Presidente Zaia dice: un pensiero alle vittime di un delitto vile e codardo, con un grazio al lavoro instancabile di carabinieri e inquirenti. L'accusa che ha portato all'arresto lascia increduli, ma intanto orrore di una simile vicenda, e rassicurante il lavoro di indagine delle forze dell'ordine, che non si ferma davanti alle prime evidenze e prosegue imperterrito nei mesi. Così quindi il Presidente Zaia ha commentato appunto l'arresto della 70enne. Dice poi: la sicurezza dei cittadini passa anche per la consapevolezza che gli inquirenti sanno fare bene il loro lavoro e sono all'altezza di ogni indagine. Mentre invio ancora un pensiero alle 2 signore vittime di un delitto tanto crudele quanto codardo. Rinnovo il mio compiacimento per il lavoro dell'Arma e della magistratura. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in diretta. Dunque vi presento subito i miei ospiti, che sono Roberto Grigoletto, consigliere comunale di Treviso del PD, buongiorno, e Giuseppe Montuori, commissario provinciale di Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Dunque un commento a caldo: le dimissioni di Zingaretti, che oltretutto oggi rilascia delle dichiarazioni del Corriere della Sera e dice: lascio, non ci ripenso, non farò il sindaco di Roma, ma non scomparirò. Un commento, Grigoletto? No, non lo sentiamo. Continuiamo a non sentirlo. Allora, prima facciamo loro Montuori, vediamo se riusciamo a sentire poi l'audio con Grigoletto. Montuori. Cosa vuole che le dica? Il PD, la sinistra soffre sempre di questi problemi: dimissioni, mi dimetto, Renzi, non Renzi, Zingaretti, sono sempre combattuti, i poveri loro. Hanno questa sofferenza che secondo me nasce dai loro percorsi, e quindi le loro contraddizioni poi a un certo punto emergono, non ce la fanno e lasciano, a differenza nostra che teniamo duro nelle posizioni che riteniamo siano quelle che chi ci ha votato vuole che portiamo avanti. Si aspettava le dimissioni, insomma un terremoto all'interno del PD? Ma credo che non se le aspettasse nessuno le dimissioni di Zingaretti, però la cosa è evidente: in un momento in cui è stato fatto un governo con Draghi, in un momento in cui la maggioranza che si è ricostituita è una maggioranza che non corrisponde a quello che poi è la reale rappresentanza politica, gli scontri emergono, i posti da destinare alle varie componenti del PD poi sono quelli che sono, e quindi emergono le contraddizioni anche all'interno del partito stesso e le cose implodono. È per questo che noi riteniamo ancora di aver fatto la scelta corretta, stando dove i cittadini ci hanno chiesto di stare. Fare scelte forzate poi comporta sempre che per accontentare tutti si scontentano tutti e succede quello che succede. Certo. Io immagino che a Zingaretti abbiano chiesto di tutto e di più in questo periodo, e a un certo punto abbia detto: arrangiatevi. Speriamo che governi meglio la Regione Lazio. Roberto Grigoletto mi sa che si è scollegato, evidentemente ha problemi di collegamento. Continuiamo a parlare però con Montuori, perché fra l'altro, come ha sentito, passeremo da lunedì in fascia arancione. Insomma, un po' era annunciata la cosa, però adesso è una certezza, e questo proprio per non solo per i cittadini, ma proprio per i commercianti, gli esercenti, i baristi. Insomma, è davvero un colpo durissimo. Io sono al ristorante da un amico, mi piacerebbe far parlare loro della situazione che stanno vivendo in questo momento, perché la situazione è drammatica. Ne parlavo adesso proprio con il titolare di questo ristorante, mi dice: io ogni volta che mi chiudono perdo 500 euro. Perché? Perché ho il frigorifero che ho riempito, perché ho dei prodotti deperibili che non so come utilizzarli e li butto via, e quindi oltre al danno la beffa. Sono persone che con le loro attività commerciali hanno faticato fino ad oggi e gli arriva l'ennesima mazzata. Noi, come sapete, abbiamo sempre la stessa posizione, Fratelli d'Italia,
che sempre dice sia le regole sia il rispetto delle regole. Non possiamo far fingere che non ci sia una pandemia in corso, ma dall'altro lato diciamo anche che con il rispetto delle regole si possono tenere aperti ristoranti a pranzo, a cena, palestre. Qualcuno a volte parlando con i cittadini si ha l'impressione che chi ci governa non abbia il polso della situazione e non comprenda cosa oggi sta accadendo a queste categorie. Quando si chiude un ristorante c'è tutta la filiera dietro. Qualcuno sa che chi non opera con la grande distribuzione nel settore vitivinicolo in questo momento sta soffrendo da morire, ha il vino bloccato in cantina, cioè non riesce a distribuire ai ristoranti, ai bar, e quindi mette le persone in cassa integrazione con tutto quello che poi ne consegue. Certo. Noi riteniamo che nel rispetto delle regole si possano tenere aperti bar, ristoranti, palestre, piscine e tutto quello che può restare aperto nel rispetto delle regole. Ecco, il problema, Motori, è che ci sono stati assembramenti, si sono visti insomma soprattutto fra i ragazzi durante nei fine settimana, proprio in alcuni bar dove non parliamo solo del Veneto ma un po' in tutta Italia, e questo ha ricreato insomma un po' la polemica proprio su questa cosa. Ovviamente ristoranti meno problematico perché non... No, certo, ma mi scusi, però ti dico questo. Il problema è che un barista scorretto fa fare l'assembramento, o il problema è che se le regole vengono rispettate non c'è le persone possono tranquillamente e serenamente sedersi al bar? Perché il rispetto delle regole compete prima di tutto sicuramente al commerciante, al ristoratore o al barista, che deve prestare la massima attenzione affinché gli avventori non creino assembramenti, e questo sicuramente è il primo elemento. Ma poi i comuni con le pattuglie dei vigili possono segnalare le situazioni e colpire le persone che non rispettano le norme legate al Covid. Lo dico perché per colpa di qualcuno che non rispetta le regole non possono patire tutti gli altri ristoratori e tutti gli altri esercenti. È una follia. Quindi ogni volta si guarda l'assembramento singolo senza pensare che ci sono centinaia di bar e ristoranti che invece le regole le rispettano. A me sembra una follia. Noi ripetiamo che le regole vanno fatte rispettare dalle forze dell'ordine e vanno rispettate dagli esercenti. Chi non le rispetta deve subire le sanzioni, chi le rispetta deve restare aperto. Stiamo uccidendo l'economia, ci sono migliaia di posti di lavoro che stanno andando persi. Noi ci chiediamo come sia possibile che non venga compreso. Non è che sono interruttori i ristoranti e i bar che si accendono e si spengono quando si vuole, per non parlare poi del settore della montagna, dove lì il disastro che si è compiuto è irreversibile e avrà conseguenze per i prossimi anni. Questa è la riflessione che io sottopongo oggi a chi poi ha nei ruoli di governo l'onere di gestire situazioni complesse e di riflettere su quello che si sta generando. Sono distaccati, ecco, questo posso dire. Ecco, si aspettava ovviamente l'entrata in zona arancione, insomma era abbastanza annunciata. Sì, era annunciata, lo sapevamo, l'aumento dei casi c'è stato. Anche se il diretto collegamento tra zona arancione e chiuso dei locali secondo noi andrebbe rivisto. Siamo convinti di questo. Senta, io le volevo chiedere, noi fra poco dobbiamo andare in pubblicità, però le chiedo di rimanere collegato con noi, se magari è possibile anche proprio una battuta dal titolare del ristorante dov'è, anche per capire che cosa sente a caldo, perché insomma da lunedì rimarranno di nuovo chiusi ancora una volta, abbiamo parlato proprio di aperture e chiusure a singhiozzo. Quindi andiamo in pubblicità e ritorniamo proprio fra pochissimi minuti. Molto volentieri, grazie. Perfetto, grazie, pubblicità allora. Rieccoci nuovamente in studio, in diretta per l'ultima parte di questa diretta di oggi. Vedo già collegato, insomma siamo riusciti a collegarci con Roberto Grigoletto, intanto lo saluto, intanto buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Prima di parlare con lei volevo proprio 2 minuti tornare su Montuori, che aveva avvicinato un ristoratore, perché ricordiamo siamo in fascia arancione, dunque da lunedì ristoranti e bar nuovamente chiusi. Buongiorno. Non lo sentiamo. Buongiorno.
Buongiorno. Noi come ristoratori chiaramente siamo un po' nelle indecisioni fino a questo momento, che abbiamo saputo che siamo diventati arancioni, e anche per noi è capire un attimo le prenotazioni dei clienti e tutto. Sinceramente è un momento indeciso nel lavoro e anche con i dipendenti, non solo con i clienti. Ecco, abbiamo detto prima, insomma, per voi purtroppo sempre queste aperture e chiusure a singhiozzo che comportano dei danni davvero importanti per le vostre attività. Certo, perché poi noi ci troviamo con scorte da dover cestinare, da dover eliminare, perché poi iniziano a avvicinarsi le scadenze proprio dei prodotti alimentari. Ecco. Speriamo sempre sugli aiuti da parte del governo, che non a tutti noi è arrivato. Io sono uno di quelli che purtroppo ancora non ha ricevuto un sussidio. Ecco, vi aspettavate questa nuova zona arancione? Diciamo di sì, perché credo che sia normale che tutte quante le persone desiderino uscire e avere un po' di contatto, che purtroppo crea l'assembramento e quindi va contro le regole del nostro governo. La ringrazio intanto, grazie. Torniamo allora con Grigoletto e Montuori, grazie davvero. Dunque, allora un commento a caldo invece con Grigoletto, un commento su queste dimissioni di Zingaretti. Sì, intanto volevo, se permette, replicare un po' all'interlocutore di Fratelli d'Italia. Dico, non è vero che noi abbiamo sempre questi problemi di divisione, c'è una differenza fondamentale, cioè che il nostro partito, all'interno del nostro partito c'è discussione, c'è democrazia. Loro magari forse hanno la nostalgia dell'uomo solo al comando, e quindi immagino che queste cose non riescano a capirle. Detto questo, è difficile fare un commento a caldo, con dimissioni a caldo, che sinceramente nessuno si attendeva, e cerchiamo anche di capire il motivo. Qualcosa Zingaretti ha detto effettivamente rispetto a difficoltà in questo momento sul dibattito interno, insomma, e sulla necessità di aprire anche una fase congressuale. Detto questo, se posso essere sincero, lei sa comunque io vado un po' come battitore libero anche all'interno del Partito Democratico. Io sinceramente le dimissioni non le avrei date. Se davvero il problema che pone Zingaretti è un problema reale, io avrei contribuito a portarlo al dibattito, alla luce del sole, al confronto, magari al voto in un congresso anticipato, perché io penso che non si risolvano i problemi lasciando il campo, ma combattendo, insomma, e quindi se davvero sono problemi reali vanno affrontati con un dibattito serio, e se serve un confronto anche serrato. Quindi sinceramente le dimissioni non le avrei date, non avrei abbandonato in questa maniera il campo. Ecco, fra l'altro oggi il senatore Ferrazzi ci diceva, insomma, speriamo che non vengano accolte queste dimissioni, ma mi pare che, insomma, dalle ultime dichiarazioni del segretario era che lui, insomma, non ha nessuna intenzione di ripensarci. È difficile, perché siccome la data è senza avvisare nessuno, è anche difficile pensare che cosa nella sua testa. Cioè, certo, io sarei propenso a pensare che quando una persona dalle dimissioni prende una decisione di questo tipo poi non torni sui suoi passi. Cioè io almeno farei così, altrimenti non sarei arrivato appunto alla decisione di rassegnare le dimissioni. Immagino sì che quello quindi che ha detto Zingaretti e anche il suo staff peraltro ieri sera a caldo sia una decisione irrevocabile. Montuori, non so se ce l'abbiamo ancora, più, no? Allora andiamo avanti. Sì, eccolo qui, eccomi qui. Senta, dunque, rispetto a quanto ha detto... Noi abbiamo una donna al comando, non è sola, è con tutti noi dietro, ed è forte proprio per questo, perché siamo una squadra. Loro, non lo so chi hanno ogni tanto anzi diciamo che cambiano spesso chi comanda, difatti la nave poi va un po' alla deriva, ma non importa, guardiamo avanti. Sì, ma infatti voi siete nostalgici in un ventennio dove c'è stato sempre una persona sola al comando. Io non ho nessuna nostalgia, io sono nato nel 1900... Avete questo piccolo problema. Io sono nato nel 1973, non ho nostalgia. Sì, ma le nostalgie non sono anagrafiche. No, guardi, non ne ho. Sbaglia persona. Voi siete ancora abbastanza intessuti, imbevuti di ideologia, e quindi è chiaro che avete questo retaggio, questo ricordo, ma è legittimo. Quando non avete argomenti, io la rispetto assolutamente, guardi, lo capisco benissimo.
benissimo. Quando non avete le sue argomenti, posizioni, ecco, preferisco la molteplicità. Scusate, parliamo magari una alla volta perché sennò è difficile capire. Dunque ovviamente opinioni diverse, ovviamente, e sta di fatto che all'interno in questo momento del PD comunque c'è una sorta di terremoto. Guardi, è un problema, davvero, dico la verità. Del problema del PD interno, posso dire, io sono, come ha sentito parlare un ristoratore, penso che ai cittadini freghi davvero poco, niente. No, non lo dico a lei, perché il tema poi di oggi è questo, la dico, oggi i problemi sono diversi. Zingaretti forse avrebbe dovuto pensare ai cittadini e non dimettersi. Comunque, le pressioni che ha subito sono varie e probabilmente ha ceduto e non ce l'ha più fatta nemmeno a stare con i suoi compagni di partito. Prendiamo atto di questo e guardiamo oltre, dico, andando a vedere quali sono i problemi reali da affrontare oggi per portare il Paese fuori da questa situazione che è drammatica, che vede le priorità nel dare lavoro alle persone, nel mantenere i locali aperti, nel ristorare chi ha avuto delle perdite importanti, e quindi direi che forse oggi è meglio concentrarsi su quello e lasciamo noi di Fratelli d'Italia, lasciamo al PD concentrarsi sulle beghe interne che li riguardano, perché non è davvero in questo momento, noi vogliamo fare proposte anche al governo Draghi per dire quali potrebbero essere potenziali soluzioni per far uscire da questa situazione con il minimo impatto sull'economia possibile e anche ovviamente sulla salute dei cittadini. Grigoletto. No, io volevo semplicemente ricordare che noi siamo al governo, ci stiamo assumendo delle responsabilità, al contrario di Fratelli d'Italia che sono rimasti fuori per lucrare gli interessi, diciamo, del fare opposizione. Quindi al di là delle proposte, del votare alcune iniziative, alcuni provvedimenti del governo quando capita e quando comoda, volevo ricordare che ci stiamo assumendo la responsabilità in questo difficile momento del Paese, mentre loro all'opposizione da soli stanno solamente pensando alle prossime elezioni, a lucrare dei voti. Quindi a proposito di responsabilità, diciamo che la predica dovrebbe farla al suo gruppo, insomma al suo gruppo parlamentare, al suo partito, che è l'unico che rimane all'opposizione, che non si assume alcuna responsabilità in questo momento critico di pandemia, non si assume nessuna responsabilità del governo. Ecco, quindi prima di attaccare gli altri sulla irresponsabilità, pensino alla loro irresponsabilità, non si sono assunti nessun tipo di impegno in questo momento difficilissimo. Ripeto, pensano alle elezioni, pensano di lucrare voti da questa posizione comoda di minoranza. Ecco, parlando... Noi non lucriamo nessun... Scusi se mi permetta, noi non pensiamo di lucrare a niente, noi siamo all'opposizione dal 2018 quando abbiamo deciso di non andare al governo con il 5 Stelle e mai col PD e mai col 5 Stelle perché è la nostra scelta. Vorrei ricordare che il Fratelli d'Italia al governo ha votato 130 miliardi di manovre in deficit, 130 miliardi di cui ancora non si vede nessun risvolto e beneficio verso i cittadini. Ma di cosa stiamo parlando? Noi abbiamo votato tutto quello che serve al Paese. Stiamo all'opposizione? Certo, stiamo all'opposizione perché non vogliamo affrancarci a chi come il PD e 5 Stelle stanno portando il Paese alla deriva. Non vedo perché dovremmo farlo. Cioè noi siamo coerenti come abbiamo sempre detto. Perché dovremmo andare adesso al governo con qualcuno che non stimiamo e del quale non condividiamo le idee? Guardi che sono tutti al governo. Bene, stateci insieme. 5 Stelle, il Partito Democratico, sono tutti al governo, tranne voi, volevo ricordarvi. E c'è stato un invito del capo dello Stato che voi soltanto avete rifiutato. Quindi di cosa parliamo? Certo. In questo momento il governo sono i vostri alleati, c'è Forza Italia e c'è anche la Lega. Glielo ricordo, se per caso l'avesse dimenticato in questi giorni. E questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che non c'è un governo che le PD e 5 Stelle portano il Paese alla deriva, sono tutti quanti PD, 5 Stelle, anche Forza Italia e Lega. Scusate, vorrei anche tornare su un argomento però importante, perché è vero che la questione politica ovviamente è di interesse nazionale, però c'è anche una problematica che è di interesse altrettanto nazionale, che è quella del fatto che adesso in zona arancione, per molti oltretutto, molte regioni addirittura zona rossa, economicamente insomma è un colpo durissimo. Ricordiamo che da lunedì ristoratori, esercenti saranno chiusi e insomma in un'economia che è già in grandissima difficoltà questa è davvero una preoccupazione importante. Grigoletto? Sì, assolutamente sì. Diciamo che purtroppo si sapeva che forse poteva essere l'esito anche, a mio avviso,
vorrei dire anche una scarsa responsabilità, non dico da parte di tanti cittadini, ma di alcuni sì, li abbiamo visti anche nello scorso fine settimana, addirittura si parla anche degli effetti del ponte di Carnevale, insomma. Ecco, io penso che tutti quanti dovremmo metterci un po', ecco, non solamente chi amministra, ma tutti quanti come cittadini dovremmo proprio pensare alle conseguenze delle nostre azioni, perché ci sono delle persone, dei lavoratori che sono veramente a rischio in questo momento e pensare che dipende proprio anche dal nostro impegno a seguire anche le regole che ci vengono date, io penso sia importante. Certo, ripeto, quando si vedono delle scene come quelle nei fine settimana, ma anche qui da noi, voglio dire, settimana scorsa la Jesolana, oppure le strade che portavano verso la montagna sabato e domenica, io dico allora che c'è un grosso problema qui e bisogna davvero che ci sia maggiore responsabilità da parte dei cittadini, questo va detto. Certo, prima di chiudere vorrei anche toccare un ultimo argomento, che è quello della scuola. Per il momento il Veneto non ha ancora deciso, se ne parlerà la prossima settimana, oggi ha detto il presidente Zaia. Una situazione anche lì difficile perché la scuola ha riaperto da poco e insomma, come per molte regioni d'Italia, il rischio è chiusura dietro le porte. Che cosa ne pensa Montuori? Guardi, noi speriamo che le scuole restino aperte, perché le difficoltà che poi si generano, si ribaltano sulle famiglie, sono innumerevoli. Molte volte abbiamo genitori che vanno a lavorare, che devono lasciare i figli ai nonni, che poi sono quelli più a rischio. Quindi speriamo che sia davvero l'ultima scelta che si deve, quella della chiusura delle scuole, che si può prendere, che si possono percorrere tutte le strade alternative che non portino alla chiusura, perché sarebbe veramente preoccupante e forse potrebbe anche creare più problemi di quelli che non crea lasciare la scuola aperta. Grigoletto, insomma, il Presidente ha detto è importante tenere le scuole aperte, ma la salute sicuramente è più importante. Sì, ma il Presidente dovrebbe anche fornire esattamente i dati. Io so che lunedì c'è un incontro con i sindacati, anche con il dirigente scolastico provinciale e regionale, e lì dovrebbe fornire effettivamente questi dati, perché da quello che insomma si capisce, quei parametri che il governo ha stabilito nel nuovo DPCM, cioè chiusura delle scuole a fronte di 250 casi sui 100.000 abitanti, nessuna delle province del Veneto in questo momento lo sta raggiungendo. Quindi di cosa parliamo? Cioè, capire che dati ha Zaia, perché bisogna stare attenti anche a non fare un eccessivo allarmismo. Quindi Zaia ci dica se effettivamente siamo a rischio, se siamo oltre i 250 contagi per provincia, quali eventualmente province e quali intende chiudere, perché se siamo al di sotto io penso che sia importante anche dirlo, invitando alla maggiore responsabilità, perché le scuole davvero non devono essere chiuse, perché è un grosso problema non solamente per le famiglie, vorrei ricordare all'esponente di Fratelli d'Italia, certamente anche per le famiglie, per quelle che lavorano, ma anche per gli studenti, perché c'è delle ricadute fortissime dal punto di vista della formazione da considerare, insomma, se pensiamo che di fatto un anno solare che i ragazzi sono in queste condizioni. Ecco, infatti il Presidente ha detto la prossima settimana valuteremo come sarà la situazione, dipende anche poi dall'R Conti se continua a crescere come è cresciuto in questi giorni, e ovviamente anche l'aumento dei contagi e la pressione, ricordiamolo, soprattutto negli ospedali, perché attualmente insomma i ricoveri sono aumentati anche in terapia intensiva, ma non tanto da rischiare insomma qualche chiusura, anche se ripeto la preoccupazione è altissima perché le varianti ci sono. DPCM l'abbiamo nominato proprio 2 secondi fa, sostanzialmente non è cambiato tantissimo rispetto ai DPCM insomma, a cui eravamo abituati dal Premier Conte, adesso con Draghi più o meno è rimasto nella stessa, più o meno non dico tutto, ma insomma più o meno gli stessi provvedimenti. Qualcuno dice ma mi aspettavo qualcosa di diverso, lei si aspettava qualcosa di diverso, Montuori? No, alla fine la maggioranza si è solo allargata, il metodo è rimasto identico e quindi avanti a DPCM, cosa vuole che le dica? Dovrebbe esserci, si diceva che ci dovevano essere dei decreti diversi, una normazione diversa, così non è avvenuto e quindi subiamo ancora i DPCM, apri, chiudi, arancione, rosso, giallo. Va bene, se così si è convinti di tutelare il sistema economico, la salute dei cittadini, se ne assumono la responsabilità. Grigoletto, un'ultima battuta.
Sì, mi stupisce questa affermazione, perché l'alternativa è quella del lockdown, cioè voglio dire non c'è molto, c'è l'Italia a colori oppure c'è il lockdown, l'Italia interamente in rosso, quindi voglio dire non c'è molta scelta. Io penso anzi che abbia portato anche comunque dei risultati questa decisione appunto di chiudere a seconda dell'indice di contagio, delle curve epidemiologica, le aree a seconda appunto del grado di contagio e comunque proprio per questo è possibile pensare anche di dare la possibilità ad alcune professioni, ad alcuni lavori di continuare, insomma alcune attività di continuare a svolgere appunto il loro lavoro, e viceversa se tutto quanto chiude come nella primavera scorsa, insomma allora sì diamo una mazzata davvero finale all'economia del nostro paese ed è impossibile poi uscirne. Ecco, quindi stiamo attenti insomma anche a non speculare, non strumentalizzare anche le decisioni del governo. Non mi aspettavo sinceramente, per rispondere e concludere la sua domanda, non mi aspettavo grosse cose, perché mi sembra che questa sia comunque la strada preferibile a quella di una chiusura totale, di un lockdown. Io ringrazio Montuori per essere stato con noi, ringrazio anche Grigoletto, grazie davvero. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Dunque noi siamo quasi al termine di questa, anzi siamo arrivati al termine di questa diretta. Vi ricordo che dal lunedì il Veneto passerà in zona arancione, quindi con tutti i provvedimenti, le chiusure, le restrizioni di cui vi abbiamo anche parlato, ma parleremo di questo ovviamente e anche dell'intervento della dottoressa Russo oggi nel corso della conferenza stampa del presidente Zaia, che ha parlato ovviamente anche di scuole e di R&T. Parleremo di tutto questo nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 con il Veneto, poi con Venezia e subito dopo con Treviso. Io sono arrivata al termine, a me non rimane che salutarvi e ringraziarvi. Grazie per averci seguito, arrivederci.